In questa E gli siamo. Allora, Gianmarco, noi siamo gli alterchi. io direi perché facciamo un altro giro, facciamo un altro giretto così. A te dispiace? No, assolutamente no, No, Gianmarco. Assolutamente no. Allora, metto la chat, casomai. Il sole è lontano. Buongiorno. Vabbè, il sole è lontano. Oh, grande. C'è tecnico Joe. Allora, trovo un percorso per la base. Tecnico, dimmi tutto. Che vuoi c'è? parlare? Dici, cosa è successo? Allora, che cosa Something you volevi wanted dire? to discuss with me? I wanted to congratulate you. Ok. On what? Perché? Having a smart me on. Ecco qua. Ah, ecco. Seriously? Vabbè, dai, sei il tipo simpatico, vabbè. I flipped through some manuals while you were sitting on your hands. Looks like we had the base operating in minimum maintenance mode. Oh? Ok. Yeah. But I played around with functionality options and hey presto. We got some Giustamente migliorano le cose. tools in the workshop. Il migliore, Il migliore. Allora, ok, funziona anche quello di Twitch. Allora. Grazie. Onestamente io direi proprio grazie, Broski. Onesto. Oh, wow. Oh, thanks. I can't wait to check them out. No problem. There's also some upgrades available in the building manual. Sound like something you like to play around with too? Ma ha lavorato durante la notte mentre noi stavamo dormendo. Ok, va bene. Vai. Potenzia. We could do with some improvements here. Potenzia. Sure, but don't start fantasizing too much. Remember, tutto costa everything costs resources. Quindi, visto che quando ci spostiamo non possiamo prendere risorse, che credo che la cosa sia punto A, punto B, viaggio nel mezzo, punto B, punto C, viaggio nel mezzo, quindi ci dobbiamo abbuffare di risorse, ma aumentare gli inventari. Ok. Allora, una conversazione molto produttiva. Non l'ho seguita l'ultima parte, però andiamo a vedere un attimo. Allora, come moduli, faccio due cazzi, già no, minchia. Ok, perdona il francesismo. Allora, officina ce l'abbiamo. Serra, una fattoria idroponica dove le verdure crescono a tempo di record grazie al rapidium. Grazie alle prelibatezze che crescono qui non dovrai più mangiare la poltiglia, almeno per un po'. E mangiare è importante. Questa secondo me è una delle cose principali da iniziare a fare. Laboratorio di ricerca. Anche questo permette la ricerca scientifica, può essere utilizzato solo dai scienziati certificati di Alicor. Quindi dobbiamo farci uno fare un altro alter ego, sì. Raffineria. In questo impianto i metalli arricchiti vengono convertiti in metalli e sostanze organiche. Grazie alla tecnologia all'avanguardia, le materie prime, spesso radioattive o tossiche, non rappresentano un problema, un pericolo. Quindi ci sono anche i metalli arricchiti che contengono più metalli all'interno, ok? Per il benessere, sala comune, un posto dove l'equipaggio può rilassarsi. Qui puoi passare del tempo con gli altri membri dell'equipaggio, giocare a beer pong e guardare un film. Il rivestimento del divano è antimarcia. Il tavolo da beer pong purtroppo no. Che cazzo. Infermeria, un luogo di trattamento per un massimo di 2 membri dell'equipaggio feriti o malati di radiazione. Un distributore di farmaci soddisfa tutte le esigenze mediche del paziente. Questo è importante, Lozzi. Aumenta la capacità di stoccaggio di 120. Questo modulo non è particolarmente efficiente ma è adatto a spazi più ristretti. Il problema è che noi non possiamo costruire una beniamata massa. No, perché dobbiamo fare la ricerca. I metalli di base non li abbiamo proprio e ci manca anche i minerali che non abbiamo ancora mai preso. Si esplora. Ok. Però a sto punto ci andiamo anche a vedere qui. È la Madonna. Allora, forse con l'orario conveniva fare. Già è passata mezz'ora. Mi credi non ci ho fatto proprio 10 minuti andiamo per sicurezza. Sì. Allora Gianmarco. Allora, componenti del pilone. I componenti del pilone vengono utilizzati per costruire vari tipi di piloni che collegano gli avamposti alla base. Quindi possiamo mettere più piloni rispetto a prima. Possiamo fare l'upgrade, ok. Batteria della tuta. Viene utilizzato per caricare la tuta durante l'esplorazione del pianeta. Ogni batteria può essere utilizzata una sola volta. E questo è importante. Kit di riparazioni.
per riparare un modulo base danneggiato, e questi glieli dobbiamo fare a Sì. lui. Ecco, filtro radiazioni. La barriera alle radiazioni non funziona senza un filtro per le radiazioni. Tale filtro protegge dalle radiazioni per un giorno. E non vuoi che negli spostamenti in zone con più radiazioni alte? Gancio d'arrampicata. Perforatrice Vertara. La perforatrice genera un raggio laser che scioglie le formazioni rocciose del pianeta. Richiede una cartuccia. Ma quanta cazzo di roba c'ha sto gioco? Buona cede a lui, buona cede a lei, presidente dei Alle segaioli. 10:30. Che ci fai tu qui a quest'ora? Mo fa, adesso me ne vado, torno a mezzanotte e 49. Pasto cotto, ma ci servono gli ortaggi. Ma fa una marea di roba, lo zio. Quello, allora in questi 5 minuti il tecnico di ieri ci ha parlato, ha detto guarda io ci ho riflettuto e ti ho sbloccato altre 50 cose da costruire e fare, e noi va bene. Allora, vediamo un po'. Siamo in navigazione di base, non possiamo muoverci, quindi al massimo possiamo fare, trova un percorso per la base. Per trovare il percorso della... Noi possiamo scendere a terra così prendiamo un po' di risorse. Abbiamo fatto un pit stop. Mamma mia, che sono di merda, siamo cattati. Allora, questa è tutta zona nuova. Giorno 1, esplorazione. Si va in esplorazione quello. Si va a raccogliere. Allora, andiamo a prendere qua. Quindi dobbiamo vedere dove c'è il fumo rosso e dove c'è il fumo blu. Sì. Più dobbiamo capire tutte queste cose nuove, mo Io dove ci spara possono quel bot servire. di merda. Quello, ma perché sei cazzo Ma di perché farti ce l'hai sempre col bot? bloccare dal bot? Cioè davvero non abbiamo mai avuto tutti questi problemi col bot. Sei l'unico. Materiale organico, ok. Qua prendiamolo. Ok. Allora, vediamo di qua che c'è. Allora, fino a quando non escono alieni e cose varie, va bene così. Un altro po' di robina qui a sto punto. Ok. E questo siamo a posto. Allora. Ci sono due fonti di metallo nelle vicinanze. Un giacimento di metalli e un giacimento di metalli arricchiti. La cosa che stavamo leggendo prima. Da che E lato? sono quelli là sotto, forse, è rapido. Vieni prima qua. Qua sta il rapidium, no sì? Da qua dietro. No, non mi fa entrare. Fa giro da dietro. Da qua. Nanni. No, qui Però no, sembrava. No. abbiamo preso 3 materiali comunque. Proprio già ma tecnica persona. No, prendi tutto e porta a Prendi casa. sempre, Poi sì. dopo si vede a cosa serve. Si è focussato su di me. Quello, ma sei tu che scrivi cose ma che ti forse fai ti vuole bloccare. bene, forse hai fatto colpo sul bot. Questo è il rapidium. Questo è il Rapidium e un po' io lo prenderei. Cioè, se sblocchiamo il laboratorio. Stop. No, ancora tempo e poi siamo Sì, vicini. è un piccolo quindi- giretto e dobbiamo These tornare rocks subito look like indietro. they might be passable. Questo lo dobbiamo rompere Sì. con quello cosa che I abbiamo had visto a tool prima. to drill through. Sì, signor Giovanni, poi ci attiriamo. Ecco qua il trapano. Allora, andiamo un attimo qua. Aspetta, non è che se me lo fa vedere. E tutto qua li potevamo vedere però. Cosa? Le creazioni mi pare da qua, puoi sì, vedere sì, tutto. produzione. Possiamo vedere tutto tranquillamente. Andiamo a prendere i minerali. Sì. No, qua dobbiamo prendere i metalli. Però qui ci diceva c'era una fonte di metalli arricchiti. Dove figa sta? Ho detto sono qui vicino, forse. Eccolo qua. Ehi, Là radiazioni. sopra No, sta. no, aspetta, radiazioni qua, brutta zona. Brutta, vai. No, fermo, sali qua. Fermo. Allontanati da qua. No, è quella la zona, ma ci sono le radiazioni. Qui dobbiamo mettere... Regen, buonasera. Poi Regen, bonsoir. Ciao bello. Allora, qua dobbiamo vedere di potenziarci prima nell'armatura. Addio. Quello Ma diceva che ti sta con... Mannaggia. quello però la devi finire. Cioè, sei una roba assurda. Come cazzo fai? Ecco. Allora ragazzi, vi do una notizia. Mi raccomando, mi fido di voi. Mamma mia, un attimo sto mettendo. Mamma mia. Allora.
Ho fatto amicizia con una collega di lavoro oggi e le ho detto che c'ho il canale Twitch. Visto che le piace Twitch, è facile che passerà. Mi raccomando, fate gli animali, ma con comodo. Mettiamola così. Mo si stanno salvando. No, battute a parte, voi siate voi stessi, non vi preoccupate, solo cerchiamo di capire se le danno fastidio certe cose e mettiamola a suo agio. Quindi mi raccomando, piano con le minoranze etniche. Vi dico subito, è più grande delle vostre età, quindi toglietevi qualunque Vabbè, tipo di pensiero dalla testa. Potrebbe essere la mamma di quello, però potenzialmente. No, non credo, però mi raccomando. Io gli ho detto che ci sono personaggi particolari sul canale, come siete quello. tutti molto simpatici, teste di cazzo, le solite L'altra cose, chat ragazzi. non c'è da più, sì. L'altra cosa, sì. Grazie. No, su di me puoi, certo. No, puoi No, tranquillamente. Regen, tu sei un signore, siamo d'accordo, però ogni tanto ti parte l'embolo pure a te. Quindi noi, per sicurezza, mettiamo mani avanti. Allora, giacimento c'ha fottuten. Allora, qualcuno potremmo provare a prendere, sì, però c'hai le radiazioni abbastanza piene. No, già su alto, aspetta. Ma scendere, potrebbe essere tua sorella, non so. No. È una ragazza che ho conosciuto oggi al lavoro. No, in realtà, guarda, vi dico, di base è più grande di voi. Non so che età abbia. Simpatica, allora gli ho detto, guarda, c'è il canale, visto che le piace Twitch, ho detto, quindi quando vuoi, tranquillamente. Joina il clan. Quindi tranquillamente. Solo l'ho avvisata che noi tutti i titoli più sono particolari, più li portiamo, quindi non si spaventasse per quello che vedo. Allora, abbiamo un altro pochino di tempo. È grossa la zona, sì. però, Qualche altra cosa, un po' di roba da altra vedere. zona di qua. Andiamo a vedere solo un pochino Vai. di qua. Abbiamo altri 2 minuti, lo zio. Servirebbero altri metalli. So, this is why we stopped. Ah, A questo qua. lava river. No, di qua non possiamo passare. Di qua c'è problema. Plan B then, I guess. We'll need to figure out if there's a way around. Senti, a me questo sembra sangue alieno, ma non vorrei dire. Non vorrei dire. Wonder how many more surprises this planet has. No, Giovanni, non farti domande che poi esce l'alieno e non ci abbiamo pistola. Questi non li prendiamo, che già ne abbiamo tanti. Però quanto è il nostro cap? No, 2,34 su 300, vabbè, possiamo tenere in Non mano. viene manco fare la cosa qui. No. Al momento siamo pieni, ci sono un paio di rifornimenti vicino. Di qua usciamo indietro, ok. Allora, volendo potresti comunque iniziare a piantartela se vogliamo rimanere comunque un altro giorno. Mo le consumeremo un po' di risorse Allora. mentre craftiamo. Prendiamo così, visto che abbiamo pure poco tempo, sì, mi sembra un'ottima idea. Allora, Penso prima un posto dobbiamo minerario. prima triangolare con lo scanner. Dobbiamo capire dov'è. Dobbiamo capire un attimino dov'è. Allora, vediamo. 1, 2. Dovrebbe essere più di qua, forse. Come per ora da che cosa vuoi vedere? No. Non di qua, forse più a destra? Saranno più centrale, quindi togliamo questi. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Esatto. Ricordiamo che la geometria non è un reato. No. No. No, di qua niente, quindi è più da quest'altro lato. Aspetta. Ragazzi, voi che siete dei pozzi di scienza, nessuno di voi sa trovare i minerali? Niente, No, magari qui sopra Credo qua c'è una direttamente. chiamata che possiamo fare. Sì, lo è sai. arrivata stesso da qui. No, è il messaggio questo qua, ma c'è la chiamata Ah. nuova appena torniamo. Ragazzi, funghi e licheni per ora non ne abbiamo, che non c'è di far raccogliere. Immagino che forse poi si potrà fare. Andiamo qua. Come cazzo figa sta questo Aspetta, solo? proviamo un attimo in mezzo, perché qui in mezzo non abbiamo provato.
Bingo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo Guarda, qua, proprio qui. eccolo qua, eccolo qua. Una la possiamo mettere. Allora, aspetta, Giamma, non la voglio mettere. Che se riusciamo a potenziarci, a fare le cose di là, ce ne abbiamo una al momento. Visto che questi ce li abbiamo e riusciamo a prenderli, teniamocela per i metalli dall'altro lato. Facciamo tutto un po' qua e subito a casa, subito. Aumento radiazioni. Tra Via. 57 secondi. 57 secondi ce li abbiamo. Non so perché, ma il cervello mi diceva che fossi sott'acqua. Vabbè, forse per la tuta pure, l'ambientazione ci può Sì, stare, sì. Regen. Non Allora, è vediamo sbagliato. un attimino chi è. Vai un attimino Pronto? Pronto? About Dottor time. Lucas, ci dica. We're in some deep shit here. So you're not at your destination yet? No, c'è la lava. Come cazzo We're passiamo? stuck. There's a freaking lava river blocking our way. Do you think you can cross it? Prima dobbiamo cercare noi la strada. Allora, ragazzi, Vai. siamo tornati. Vogliamo chiedere un consiglio o glielo facciamo andiamo a calare? Io non mi fido di Lucas, ragazzi. Non so voi, ma io non mi fido di sta gente. A parte che voglio esaminare tutta la Sì. zona, che credo dovremmo fare varie azioni per sbloccarci la strada e continuare ad andare avanti. Insieme ad un gestionale. Io le mutande sporche non No, so. anzi, gioco... Cioè, sai i giochi che piacciono a me? Questo c'ha tutto. Questo ho detto, a me in un bellissimo sto genere pacchetto. di solito non piace, a me invece sta piacendo, quindi è tutto dire. Quello, tu se c'hai sempre il solito problema scrivi in chat, non ti preoccupare. No, sì, andiamo così, sì, mo ce lo vediamo noi. Però Io ci darci sto. solo un po' di tempo. Avrei votato la Need prima. a little time. Right. Well, I got in touch because I have Lucas some che news può for you. annegare nel suo prolasso anale, Good sono news d'accordo, and- Rega. Well, just news. Dici le news. Dai. Allora, mentre decidete vado a fare un attimo Sì. una cosa, così ci troviamo pure con i tempi e torno subito. Vai. Ah. Allora, ragazzi, siamo da soli. A sto giro non mi farò vedere in cam solo perché sono abbastanza impresentabile, quindi metterò i piedi sulla sedia di Enzo e basta. Ok ragazzi, è il momento di raccontarmi in 5 parole come è andata la vostra giornata. Fatemi un riassunto di 5 parole, così, 5 parole proprio. Vai, così, per ridere. E poi c'è anche quello, esatto, che non vi posso far vedere, mi spiace, ma quello, anche se viene prima, non può avere questi bonus che poi devo apparire perché c'è lui. Mi dispiace, no. Bastardo, esatto. Bastardi! No, quello era un'altra persona. Esciti, no. Sudore, cazzi, cioccolato, divano, McDonald's. Caldo, caldo, emicrania caldo. Ok. Io invece vi direi, ragazzi, sonno, tafferugli, rignoffa, salamelecchi Franco. e franco. Dai, ce ne erano 5 parole. Io nel frattempo ho scapocciato il Ma- microfono. molto ma bene. soltanto. Ti senti una tuoia? Sì, quello, mi sento una tuoia. Vedo che Reagan mi ha riassunto la sua giornata con sudore, cazzi, cioccolata, divano e McDonald's. Cazzi, C'è stato perché? un forno ambientato nel McDonald's dove c'era della cioccolata. Ci può stare. Vabbè, bella giornata, dai. Comunque, vedo che qui vogliono sapere prima le cattive notizie. Sentiamo le cattive. No, sentiamo le cattive notizie. What's the bad news? Cioè, ma siamo su un pianeta che Ma- sta per esplodere, siamo da soli e stiamo vivendo con No, i nostri no, non problemi. ci sono brutte notizie, ok, no. I've been informed that a rescue party is Ok. being E questa già è buona. A me ne ha una buona notizia. You mean they're not on their way yet? What the hell are you waiting for? Stanno facendo la doccia, si stanno preparando e poi arriva. Calm down.
No matter how long the procession, it will always end up in church. What? Just the thing my grandma used to say. Tua nonna aveva ragione, ma tua nonna non andava in chiesa con il pianeta che esplode. Your homework. Egregio signor Regan, posso cortesemente domandarle per quale motivo descrivete la tua giornata con la parola cazzo? Quello. Che argomentazione! Mamma mia. Complimenti. Allora, chiediamoli prima le domande, tanto poi sono tutte informazioni aggiuntive. All I can say is, they know it's an emergency. Wow. That long. Don't shoot the messenger, man. I'm really trying to help. Domanda, ci stai mandando degli astronauti buoni o ci arrivano gli astronauti con i mitri? Quando questi ci ammazzano sicuro questi. Non possiamo più tornare sulla Terra. No, noi arriviamo alla base e scopriamo tutte le schifezze della situazione. Making sure you're safe. Step by step, we'll get your procession safely to church. Vabbè, dici le altre novità allora. Well, I know you have a lot on your plate right now, but there's a request from my boss directly. Before we get è tornato il sottonzo! Io! Stavolta ditemi che è partito il presidente in live, per piacere. Ditemelo. È uscito, che noi abbiamo sentito, speriamo se vi siete sentito. Mi sembra giusto, perfetto. Ma poi con Settozzo il presidente ci sta. Ciao Setti. Ciao Settozzo. Bello. Ciao che sei. Settozzo. Tutto bene Settozzolo? Settozzo, vota pure tu. Potete votare tutti. Mostro presidente che vuole? Io lo scitterei e metterei la seconda. Onesto. La verità è questa, voi ci state sfruttando, ma vi interessa solo che vi prendiamo più roba possibile e poi ci ammazzerete. E questo è sempre così. Trastiamo la prima? Possiamo trasare anche il pubblico. Ciao carissimi, sto facendo una pausa dal programmazio. Bravo Setti, un po' di riposo. Stai pure qui con noi. Settozzo, tutto a posto? Stai provando ad usare quella cosa, ti sta dando dei risultati? Oh, ok. Attenzione. Quindi non più X. Ed è possibile sapere su quale motore lo stai facendo o teniamo il segreto? Game Maker Studio 2. Settozzo, noi te lo ripetiamo, io e Gianmarco siamo qua, siamo pronti. Tu devi dire soltanto è uscito. Punto. Siamo pronti. Punto. Noi siamo sempre pronti. Poi torniamo pure a fare umori appena entrambi siamo liberi. Noi non ci dimentichiamo le cose, Settozzo. Oh, come on. Now, when I'm in the middle of this shit. Siamo tutti tanto occupati, lo saremo ancora più piacevolmente in futuro. If it's true that there's a lot of it there, we just can't leave it to waste. With the sun coming and all. I really don't know what to say. In 2 giorni ho recuperato tutto il lavoro che avevo fatto per rescue Ottimo, that's your kind ottimo. of incentive. Of course. My boss will want to speak to you shortly. Ma quindi ipoteticamente no, You'll see how important. anche per vedere una piccola demo, It's not some kind of qualcosina, MP3 suit, if that's uno what you're screenetto. I- Non facci seguire i siti di informazione per il gioco. Informaci It tu, was ya. his idea to, you know, Ho scritto più di 800 linee di codice. Molto bene. Settone. By the way, Vai, dai. is your Demo gioco completo. Ragazzi, esce tra 2 giorni. Noi ci organizziamo a modo. Birretta per festeggiare l'uscita del gioco. E lo facciamo in live. Punto. Non sappiamo quando accadrà, ma una sera di queste in futuro succederà questa cosa No. qui. Io qua andrei con la prima. Sì, perché effettivamente ci ha dato pure tutti i Getting along potenziamenti. pretty well now. Thanks. That's very good to hear. Is this about you wanting to talk to him again? No. No, none of that. Oi.
My boss put Perché it li out of my volete mind. ammazzare, che poi li ammazzerete Let's not tutti come se La fossero scelta bestie. finale uccidi tutti e So- salvati No. solo tu. Noi stiamo You con gli made some alter ego, X. lo zio. What? Fanculo. No, we just. Alla fine You del know what? viaggio I'm not moriremo e commenting on almeno that. ce lo Talk to godiamo. my boss about it. Suca. Eccola là. Quello devo sapere. Numero What's 2. gonna happen to my alters back on Earth? I don't know. I'm Sì, sure my sì, boss non will lo think of sai. something. Certo. Li ammazzerete Always knows what to tutti do. perché fate schifo. You either really trust him or you're very good at not saying anything. Maybe both. Allora se c'è I'm qualcosa di... not come a sarebbe il natural top? talker. Ever tried working on Strategico it? con le truppine da with a fare che ti professional? porti i tuoi squadri. Not really. Mega rissa finale contro Sì, la capito. sarebbe un But momento my epico che sister forse wanted finisce to be a bene. therapist and she practiced on me when I was 5. Se vuoi, Oh, Come? and how did that go? She turned to breeding Un'altra in hamsters. 3-4 giorni. Senti, io pensavo mi dicevi qualche mese davanti. Allora, facciamo Cioè, così. se tu ci vuoi dare degli aggiornamenti mensili tramite sta cosa e non ti pesa, noi ci accolliamo. Noi ci facciamo la serata a gioco setti e lo proviamo. Se vuoi che venga fatto vedere, se poi preferisci no, ce Se lo vuoi che facciamo ce in lo privato. facciamo privatamente, ci facciamo solo io e Gianmarco in Esatto, privato. lo sai, non c'è e problema. ti diamo commenti. Come... Sento, invece che per la live un file privato, faccio una registrazione e te la mando, Esatto. così ti puoi vedere tutte le reazioni in tempo reale, se vuoi, non ci sono problemi. Se tu ci onoreresti della cosa, però sempre con i tuoi tempi, e se per te non è un problema, Se no aspettiamo, come abbiamo sempre No, fatto. mi piace l'idea, ecco, un ragazzo che sta facendo un gioco e noi pian piano mostriamo un attimino quali sono i progressi. Vabbè, sono domande, oggi facciamole tutte in ordine e Your andiamo. family seems interesting. Got any more stories about them? Preferisco privata, non voglio che mi inculino le idee. Perfetto, Family, a posto. brothers, sisters, cousins, uncles. Sei molto generico, Lucas. I was the only child. Da 3-4 giorni, domenica. Sì, vediamo quando se riesce. Adesso guarda, senza che corri. Tra 3-4 giorni, durante settimana prossima. Sì, Gianmarco tende a fare. Tell me Io more non about Marco Io fa in spesso culo- tante cose. Mention him a lot. Sicuramente, inculerò The head of voi. mining operations. Great mind, very open. You'll see. Doesn't normally do this, you know. Talk to people on space missions in person. Oh, I feel so blessed. You should. He saved your life, in a way. Dai, Ok. andiamoci al lavoro. I better get back to work then. Una volta che lascio la demo pubblicata, potete Just remember about the repeating, Mr. Dusky. far vedere com'era. And Va with bene. contact from my boss. Va bene, Ok, calla. ok. Nuove diramazioni possibili alterazioni. Ecco c'è il Grondol, Qui c'è un po' di Grondol. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo fare. Chi possiamo creare? Chi può nascere? Minchia, quante professioni già ci abbiamo? Allora, Gianma, questo gioco continua a darci e noi continuiamo a prendere Gianma. Allora, possiamo Vediamo fare. questa qua iniziale, che cosa succede qui? Se ci pensi, noi stiamo giocando con le Barbie. Stessa persona con aspetti diversi. E ci piace. Leggo medico. Medico Juan. Cura gli alter 8 volte più velocemente in infermeria. Cucina il cibo più velocemente. Allora, senza pensare, un'altra giornata. Questo è quello che abbiamo letto ieri. Quando andava a scuola e lui invece si è messo poi a qua difendere la esatto. ragazza. Mi sta inseguendo. E anche oggi l'Italia è andata. E sotto, da poi sotto che cosa esce No, è però? sempre, Un'altra cosa da sempre lo sotto. Guarda. stesso. C'è l'evoluzione della specie, Gianmarco. Ok, Terapeuta. Quindi potremmo fare il medico al momento. Che diventa un terapeuta. Se no, che altro c'è? Allora, aspetta, così riusciamo a vedere meglio. Questa è quella questo che Sì. abbiamo fatto prima. Via verso la libertà. Operaio della raffineria. Più 50% di efficienza nella lavorazione dei metalli. Quindi tutte le cose che mettiamo fuori. Lui esce la mattina tutto, e ci prende tutto lui. Lavoratori. Più 50% di efficienza nella fabbricazione di oggetti nell'officina. Poi lo scienziato può ricercare nuove tecnologie. Ah, sta pure là sopra, lo Sì, no, ma facciamo prima la linea qua e poi basta. andiamo sopra. Sì. Cala. Botanico.
100% di efficienza nella coltivazione di colture nella terra. Qui non c'è altro. Quanta roba. Quanta cazzo di roba c'ha sto gioco. Bene, bene, bene. Minatore, più 50% di efficienza nell'estrazione di metalli. Lo farò diventare un transessuale. Non so se No, c'è non al so se momento. c'è la scelta, la Cioè, facciamo, faremo qual è anche il quello. problema? Cioè, l'obiettivo sarebbe farli tutti, se è possibile. No, questo è il problema, è che mo ne ha sbloccati alcuni, poi dopo si sbloccano anche gli altri. Quante volte la facciamo sta cosa No, ed questo escono? no, questo no. La guardia non l'accetto. No, non ci sto. Seppur sembra utile. Però aspetta, guardio sinonimo di botte, alieno che ci attacca, società che ci attacca, almeno uno che sa menare le mani c'è. Allora, ragazzi, voi che ne pensate al momento? Chi vi piacerebbe vedere come prossimo? Allora, vediamo un attimo, Ne posso un altro? che mi sembra c'era qualche altra cosa, forse No. Allora ragazzi, dove vogliamo orientarci per il momento? Allora, io vi dico un attimo la mia, o Tu che voi... faresti? Io ragionerei in questo modo qua. Abbiamo un casino di strutture da costruire, un sacco di ricerche da fare, però i materiali sono più importanti. Io inizierei a prendere materiali per potenziarci proprio. Quindi di forza botto. lavoro, quindi tu andresti tipo minatore? Allora, vediamo un attimo questo nei dettagli. No, tu ci vai qua, devi andare qua, tu vai qua. Ok. Nella lavorazione di metalli arricchiti in metalli e sostanze organiche. Aspetta, vedi, raffineria, l'altro oggetto che dobbiamo fare, quindi non conviene mettere questo, ma conviene mettere questo qui, il minatore. Incredibile che tu abbia accettato, adesso finirai nella miniera come tuo padre, di sicuro c'era lui dietro l'offerta, ma che scelta ti rimaneva? E poi non sarai mai come lui. Ok, quindi sostanzialmente alla fine hai fatto il lavoro di tuo padre, Operaio. però tu non sei un uomo di merda come è stato lui, quindi lavorerai, farai soldi eppure cercherai di curare Allora, tua no, madre. quelli... la raffineria è questa qua. Aspetta, ma vi faccio capire il mio ragionamento. Allora, che sarebbe utile, ma come step successivo, perché se noi adesso andiamo a vedere qua, noi la raffineria, comunque ci servono ancora i materiali per farli, pure se ci facciamo un alter, in questo momento non ci serve a niente. Tutti questi che lampeggiano sono tutti metalli che ci servono. Non credo sia Minatroie comunque, Reigen. Magari ci sarà la versione Gigolo, che ne sappiamo. Secondo me c'è Qualcosa di un pochino particolare c'è. lo sporcaccione in qualche modo, sì. Qui ci lo so. vogliono i minerali e non ce li abbiamo. Io ti dico forse ti trasto col minatore. Che più prendiamo cose, più possiamo un attimo potenziarci e fare cose. Poi siamo in due fuori che vanno a prendere i materiali. È questo che non ho capito. E al momento siamo uno. Secondo me non esce, la cosa, sì. ti migliora solo a te la cosa nel No, farlo. no, già ma parlava all'infermeria che cura anche quelli là infetti dalle radiazioni. Se Allora usciamo sì. solo noi. Ero comprato dalla IA, mamma mia, fra mancanza bug. Per alzare No, il già ma sto gioco qualità alta, non si buggano. no, speriamo, ancora male sta. Allora, mettiamola così, se questo è un bel gioco, noi adesso facciamo quello. No, quello là, questo qua. Noi lo facciamo, ci sentiamo la sua storia iniziale. Allora, se è un gioco fatto bene ci darà un pochettino di storia che noi seguiremo e ce la godiamo. Ci dà il personaggio. Noi usciamo fuori domani mattina, lui esce fuori, si fa i suoi giri per quello che noi abbiamo già scoperto nella mappa e va a prendere i minerali. Lo seguiamo 5 minuti, vediamo come si comporta. Se non fa cazzate, gioco bello. Gioco tanto Ragazzi, bello. dai, minatore allora, ragazzi. Allora, io non voglio credere che siamo arrivati davvero a questo punto. Sarebbe un sogno, sarebbe impossibile da pensare. Minatorie. Allora, signor minatore, prendi un attimo. Allora, la prima parte la sta facendo, quindi già la prima parte va benissimo. Tipo Super Saiyan di terzo livello. Ah! Piccona e distruggi! Shovel Knight. Magari può darci anche qualche suggerimento per qualcosa per quanto riguarda la lava e come oltrepassarla. Minatore giallo.
Yeah. Ok, si è aperta tutta la sua nuova diramazione. Fammi vedere un pochettino che cosa dice della sua storia. Allora, la spieghiamo così. Ok, hai accettato. Poi la La mamma mamma è che muore, morta. ok. Lui ha continuato a lavorare facendo gli straordinari. Non si studiare magnifica. Ha provato a Ha ristudare. pensato più al lavoro che allo studio e quindi che cazzo me ne frega, io mi diverto a minare. Mi piace fare l'esplosivo. Ah, lui tra l'altro ha la passione per gli esplosivi. Ok. Ok. È successo grande incidente. Ah. Oh. Perso un braccio, non c'è un braccio. Aia. Un pochino in depressione. Ok. Programma per invalidi. Quindi giustamente sei stato preso. Come fa? Buonasera Pierluigi. Ciao Pierluigi, Sì. buonasera. Siamo... Mi sto nel fatto che dice Alter. Appunto. Quindi ne hanno già fatti altri. Va bene. Va bene. Tale padre, tale figlio. Cercare di mantenere la tua promessa, merda, esattamente quello che direbbe papà. Ok, forse potresti provarci, ma riuscirai a smettere completamente con le medicine? E poi è partito. Quindi arriva anche in una bella situazione. Minatore con una sola mano, ex tossicodipendente in viaggio nello spazio. Questo andrà gestito. Sarà un viaggio tranquillissimo. Questo andrà gestito. Abbiamo il Rapidium. Ci vuole del tempo, io pensavo fosse immediato, quindi dobbiamo aspettare. Vabbè, che l'abbiamo nasce, messo a fare. cresce. Vabbè. Saluto. Però è vero, ci servirà per l'invalidità. Bravo Reagan. Never thought I'd be so Dammi il glad to see trofeo you. perché accarezzo la pelle. Bella. Ok. Penso ci sia dopo tot volte. Allora. Oggi sono le 21:41. A meno che Senti, non puoi andiamo a letto craftare e ce la qualcosa. troviamo. Noi abbiamo messo a clonare una persona, andiamo a letto e la mattina dopo la troviamo pronta. Vabbè. Allora, non possiamo fare altro. Si va a letto. Si va a letto. Diceva il saggio, si va a letto. Allora, nuovo giorno. Puoi assegnare posti di lavoro agli alters nella base o negli avamposti tramite la scheda assegnazioni. Normalmente gli alters lavorano dalle 9 alle 21. La quantità di lavoro che un alter svolge dipende dal suo stato emotivo. Gli alters altamente motivati lavorano più a lungo, mentre gli alters di cattivo umore tendono a smettere prima. Per assegnare un lavoro al tuo alters, premi Slang e seleziona assegnazioni. E noi andiamo un attimo a vedere. Allora, qui lavoro di manutenzione ci va lui, sì. Tu sei nato proprio per questo lavoro qui. Cucina non può fare no. giustamente tutto lui, anche perché al momento c'è solo lui. Vai, Settone, vai, non ti sforzare troppo. Vai tranquillo e fallo bello come solo tu saprai fare. Così, stasera siamo belli carichi, quello, c'è un po' di peoples. Champagne purtroppo non ne abbiamo. No, non è finito. C'è dell'acqua. Abbiamo della ottima acqua di sorgente. Sì, sorge sana. Per il momento ti possiamo andare. No. Ok, ma guarda che tu sei venuto di qua, ma uno non vorrebbe dire, però vabbè. Vabbè, questa è una città. Ah no, quello è il piano di sopra, aspetta. Got a minute? We need to talk. Stavamo là 2 secondi fa, no? Vabbè, c'ha ragione. Manca dici tua sorella perché è mia sorella, però c'è una miseria. Non so cosa dire a te proprio così. La segui? No, vabbè. Ecco. Ehi. Allora, ricordiamo la base. Muoio il rank delle acque per capire che persone siete voi. Io bevo l'acqua che mi capita, Reagan. Io ho comprato la tanica col filtro che me lo depura, quindi mettiamo acqua e beviamo. All right. Hell no. Feel like I'm fucking dying. Ecco, tu quale acqua bevi, ad esempio?
yet. That's it then. I'm dead already. Sì, pure io bevo generalmente anche dal rubinetto, non me ne faccio proprio. Sì, basta che acqua. Allora, ragazzi, come ci muoviamo adesso? Io mi metterei nel chill. Non ancora, amico, non ancora. Però anche è normale essere confusi, che abbiamo visto che anche l'altro, i primi minutini, non è che era tanto lucido. Sì, ragazzi, ognuno c'è la votazione, andate... Aspettiamo giusto qualche minuto, visto che comunque siete in due Perché sei persone. lo zia hobby? Io no, più sul normale, tranquillo che mo ti arrivano le botte e ti spieghiamo tutto. Io ho votato 2, no, un voto è arrivato. Poi naturalmente se non volete votare, non votate, sentitevi liberi di fare come volete, Voglio sentire il consiglio di Gianmarco. Vai, non ancora, amico. Brother, not yet. Damn it. Yet another disappointment. You're on no, ma tu non devi strong morire. sedatives. This is one strange dream. Why don't we give you a mental checkup first, okay? Yeah. That's what they always say before they break the bad news to Allora, you. lui è molto pessimista e con quello che ha passato lo possiamo anche capire. What's your name? My name is Jan Dolsky, but I'm seeing fucking double. You should worry about that. Cioè, ma tu ti preoccupi We'll di get sto... there. No, No, ma... assolutamente. Fill me in on your role on this mission. Well, I used to be a miner, but then I lost my hand in an accident. Mo ti è ricresciuto anche il braccio a questo punto. What the fuck is this? My fucking arm. It's there again. Lui Okay, adesso I'm è un done with attimino your spaventato. survey. Tell me what's going on. What have you done to my body? Allora, qui mo dobbiamo stare un attimo attento, con calma, con tranquillità. Allora, lui adesso è sull'orlo di una crisi di nervi. Oh cazzo, io non avevo il braccio, perché c'ho di nuovo il braccio? Come glielo fai capire? Allora, personalmente non è il tuo corpo e mio, già sarebbe un attimino a dire aspetta, no, tu sei una creatura con le tue emozioni, con la tua storia, col tuo percorso, è il tuo corpo, però assomiglia al mio perché ho usato il mio DNA, però tu sei tu. Vado a lavare i denti, se c'è una votazione voto 2 a caso, ma vabbè. Grazie mille, Ok, vai, sincero e spontaneo, non lo so, sì. Boh, forse la prima. I fixed it for you. Who the hell are you? È stato tradotto male l'italiano, infatti. I'm Jan Dolsky. I got stranded on a desolate comunque era planet where I buona. found rubidium, Sì. so I used it to make you my copy. What the fuck did you drug me with, man? Oh, this is insane. What a trip. Sì. It's È una cosa not che a capita trip. tutti i giorni. It's reality. Your new reality. Oh, yeah? Well, in that case, Mr. Dolsky, would you be kind enough to tell me why your body's so damn intact? Because if you really are who you claim to be... No, l'hai perso tu, noi non l'abbiamo perso. Vedi, mo in inglese non so però com'era. Forse o viceversa, magari. Ma volevo dire questo, sei anche intelligente, però Vabbè, c'è un ok, attimo, come preferite. That's sono smart. delle copie We're not in un exact certo copies. modo. We only share the same DNA. Our si è minds calmato. and memories are different. Okay. I knew it was a fucking mistake the moment I signed Non si è up for mai this. arruolato. Cioè, nella sua storia sì. Sì, lui ufficialmente Qua, pensa a sta no. cosa qua, però qua no. You want to know what's most cruel about what you Vabbè, did? però non è partito così subito. Ecco qua, ragazzi. Questa volta a 3.
Non una, non Io due, farei ma A, probabilmente. Dopo a dire, ti dà fastidio che l'ho fatto contro il tuo parere? tre. Il problema è che non ha capito che se noi non lo facevamo lui non sarebbe esistito. Quello pure dice la prima. Reagan, secondo la grande legge, avrebbe Bringing you detto to life against your will? Keeping all that shit I went through in my head. Now that, my brother, bro, ma is cruelty. non penso possiamo cancellarla sta cosa. You obviously had Devo capire se Reagan non ci mette l'opposto di quello che pensa per David Starsfield. Migliori incarnazioni delle invocazioni di Final Fantasy. Top 1, vamos, Final Fantasy X. Va bene, Francesco. È quella persona che ha detto non passava perché stava giocando. Però Però fatto una poi passa e ci rende felice. Ah, questo è l'importante. A cosa è? Poi c'è un top 1. Uno soltanto. Vabbè. Cosa porti questo viaggio? Non so, forse un po' generico la seconda, non lo so. Senti, noi ci dobbiamo salvare. Se ci dà la mano facciamo prima, altrimenti abbiamo dei problemi. Se già gli diciamo, senti, ti abbiamo creato per farti lavorare tanto, che cazzo mi hai fatto nascere a fa? Cioè, vediamo dove arriviamo. To whatever this journey brings for us. Oh no, thanks, man. I've had my share of surprises. In that case, why don't you just kick back and take some time to get used to your new self? Go through the mission logs. They should clear a lot of things up for you. Ok. Vabbè, prenditi un pochettino di tempo. Mo va di là e c'è l'altro clone ancora. Allora. Ed è in cucina. Andiamoci a parlare. Pratama. Aspetta che devo... Ehi. Oh no. Si è buggato. Ah no, aspetta, è che mo parlano tutti e due, aspetta. Ecco. Ragazzi, ma dove li avete presi queste birre? Scusate. Stanno a fare Baldoria. I'm also young, obviously. This will never not be weird. Anyway, make yourself at home. Ok, buono, si sono fatti compagnia. Lo spazio sociale glielo dobbiamo dare. Allora, eccoci qua. Whoa, you look tired, man. Everything okay? È vero, effettivamente i letti a Maybe loro it's got dobbiamo something fare. to do with sleeping on the floor? Oh, I Devo dormire hadn't con thought of Vanessa, that. cara. Of course not. You have your cozy captain's bed. Guarda, Lo proprio faccio diretto, dormitorio, All right, vai. all right. No need to be so dramatic about it. I'll get you a proper Diciamo dorm. che è una quest secondaria, noi potremmo pure ignorarla, però si incazzeranno No, tutti, quindi noi dobbiamo posso coesistere. per dormire. Allora, costruisci un dormitorio, in Subito, realtà dai. due ne E forse il dovremmo dormitorio c'ha più letti, fare. Ma magari. sempre se abbiamo le risorse. Naturalmente non abbiamo le risorse. Ah, In oi. uno ne dormono 4. Gli fa. Ok, dobbiamo uscire fuori e prendere dei materiali. Anzi, la giornata è appena iniziata. Però vorrei capire il minatore se per caso... No, lui c'ha il coso chiave, dobbiamo ancora metterla così. Ci servirà una struttura da possiamo craftare. andare fuori o altro. Vabbè, nel momento restate. Dato le risposte del giovedì sempre sto fanno la guerra dei cloni. Reagan, noi non faremo la guerra dei cloni. No, assolutamente. Perché già ci ammazzeranno, dobbiamo almeno cercare di salvarli. Tu sei un pezzo di merda, Reagan, vedi? Barriera antiradiazioni. Siamo pieni. Allora, dobbiamo andare a caccia di materiali. E noi non possiamo assolutamente più passare per la zona con i minerali più grossi. Le radiazioni non sono scese, quindi dobbiamo vedere un attimino di farci. L'infermeria è l'ultimo slot che abbiamo. Ma sono radiazioni? Penso proprio di sì. No, e dobbiamo prendere i materiali, se no abbiamo un problema. Sale troppo, torniamo immediatamente indietro, ma qualcosa lo dobbiamo prendere. Mi fidavo di voi. Reagan, tu sei un brutto Un pusillanime. malandrino, un furetto. Sei sia un Montecchi che un Capuleti.
These loose rocks look like they might be passable. No, ci servono le cose per fare. Only I had a tool to drill through them. Ah. Allora, vediamo se c'è. Ok, non si era caricata la mappa, va bene. Dice che potremmo andare di qua. E questi sono quelli da liberare con l'altro oggetto. Il problema è che se non troviamo minerali base non possiamo andare, di là era bloccato. C'è la zona dietro l'astronave. Sì. Dietro la ruota. Chiamiamolo così non mi confondo. Di qua però c'è la lava e comunque non possiamo passare. Magari possiamo andare indietro di qua. Villano, sì. Pure Avevo capito Bin Laden ormai. Bin Laden non credo. È un po' monello, ma non credo che arrivi a quei livelli lì. Allora, questi ci servono. Però ci serve il giacimento grosso più grosso. Ed è questo qua. Prendili tutti. Ok. Almeno qui c'è qualcosa. Altri metalli, ottimo. E abbiamo finito lo spazio nell'inventario. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Con 128 potremmo riuscire a farne un paio di cose già adesso tutte insieme. Attenzione. Cosa non si può dire su Twitch? Allora, vediamo un attimo. Costruzioni. Costruire. Mettiamo innanzitutto il dormitorio. Sì. Ci dormono, stanno tranquilli, belli appaciati. Però gli dobbiamo mettere un ascensore. Quindi facciamo così, mettiamo qui il dormitorio. Un ascensore che costa 10, perché no? Ecco qua, a posto. Non li mettiamo in basso, se no poi qualcuno dice perché ci hai messo sotto, mettici sopra. Grazie mille. Beh, come... Ok, possiamo anche mettere questo non ancora, per recuperare un attimino con le altre cose. Tra l'altro andiamo a vedere se ci possiamo fare. Sì. Sì. Ci sblocchiamo gli altri passaggi. Ah, Jeff si risposa, ragazzi? Il caro capo supremo? Vabbè. Vabbè. A noi i matrimoni piacciono ed è sempre un piacere. Ancora noi. 50-20. Vogliamo fare questo? Allora facciamoci questo per muoverci un attimino meglio Vai, noi. prima rampino. A questo punto mancano i metalli. Vabbè, spacciami il rampino per ora, vabbè. Allora, no, nel frattempo sai che facciamo? Sì, vai. Guarda. Secondo anche sotto questo punto di vista qua. Noi facciamo una bella cosa a questo punto. Mentre tu fai là, noi andiamo a prendere il resto dei minerali che erano lì sopra. Però, ma tu davvero mi vuoi mettere queste comodità e farmi giocare in questo modo? Guarda che io accetto il... Due mostretti, un Ma paio ci di sarà insettori. qualcosina, penso che ci sarà ad un certo punto. Ma arrivano gli Helldivers. Come vedete, l'universo è pieno di alieni, noi abbiamo trovato l'unico pianeta dove non ci sono. È vero che siamo destinati quasi a morte certa data la situazione, però... Allora, vedi qua, aspetta un attimo, un altro pezzettino. Pensa che panico se tipo gli Alters, alcuni si possono infettare e ti provano ad ammazzare. Già, ma io qua già siamo all'inizio, questo è l'inizio del gioco, noi non abbiamo toccato niente e già sono apparse 800.000 cose. Io ho il presentimento che più andiamo avanti, caro Gianmarco, più i cosiddetti cutscene aumenteranno.
ci potrebbe essere un problema. Penso che se non ci comportiamo bene, non è... Ci inculano. No, ci inculano o muoiono direttamente. Allora, noi puntiamo alla run tutti felici, tutti allegri, tutti vivi, soprattutto, requisito 0. Tipo, se qualcuno muore possiamo ricraftarlo. Quella è la cosa che vorrei capire, ma non vorrei uccidervi per queste cose qua. Veramente no. Sta stai lavorando. Poi dice coda vuota, non c'era più niente. Quindi il rampinuccio ce l'ha fatto. Magazzino. Sì, e ci è arrivato in automatico nell'inventario. E come si equipaggia? È una cosa. No, già equipaggiato in automatico. Quando adesso andiamo sulle pareti rocciose lo utilizzerà in automatico. Facciamoci pure questo e ci liberiamo gli altri passaggi. Io organizzerei anche un pranzetto per tutti e tre, lo zio, per iniziare a rinsaldare un po' il legame. Allora andiamo a vedere il dormitorio com'è. Andiamo. Wow, lo zio super chill top. Gioco, tu mi devi dare solo la possibilità poi di fare gli upgrade alle stanze e la fai salire di livello 2. Io impazzisco e super chill. È finita. Stanno qua, hanno pure una sorta di saletta. Cioè, un non bel sostanze ventilatore. private, ma uno si accontenta, cioè. Allora, noi da un lato siamo il capitano, però capitato. Allora, esatto, lei una bella pasta con le cotiche per fare gruppo. Beh, scusate, c'è la pasta con le cotone? No, abbiamo la pappa. Mangi la pappa e sei contento. Già disponibile 21. Fanne 3. Allora, togliamone un po' da mezzo. Così per ridere. In 3 ne facciamo 6. Vai, facciamo 3. Ok. All done. Should I take care of this now? Senti, tecnico, vai a cucinare, vai. A me mi dispiace farvi fare tutto, ragazzi. What's up? Salve. Bella, no, No, ho sbagliato strada. Allora, a questo punto noi, confondo sempre i pulsanti, lo dobbiamo andare a prendere andando vicino. il laser? Forse sì. Aspetta, mo andiamo un attimo di qua e vediamo, tanto un pochettino di tempo ce l'abbiamo. Ok, fa così perché ce l'ha dato. Opla. Ecco qua, ok. E dobbiamo capire pure se è un oggetto unico, che ho il presentimento che tu lo utilizzi una volta e via. Allora, la zona più vicina da aprire era... andando proprio diritto per diritto di qua. Comunque non è che perché ci stanno le radiazioni, è che abbiamo raggiunto l'ultima tacca e mo fa questo effetto. Perché la tuta è danneggiata. Dobbiamo assolutamente muoverci a fare l'infermeria e guarirci pure per gli occhi, perché sennò non ci Pizza, acciughe e asparagi. Con le acciughe è buona, gli asparagi non mi piacciono molto. Ma hai assaggiato effettivamente la pizza in questo modo qua? Le acciughe è molto buona. Allora, aspetta. Allora, così. sì, c'all'uno lo zio. Quindi, come si mette? come... Scusi, lei come funziona? Dove la mettiamo? Qui? Dobbiamo lanciare? Come funziona? Aspetta, eccolo qua. Ce lo fa vedere stesso lui. A posto. Proprio per i deficienti come noi. Guardate ragazzi, va qua. Fuoco. E lui giustamente se ne va a fare in culo. Vabbè, gioco cattivello ma spinterogeno. Necessario un proiettile di trivellazione. Ok. E penso che stia parlando del muro questo qua. Questo parlava del piccone prima, se non mi sbaglio. 2 di energia. Forse non... Sì, si illumina ma non si attiva. Allora, stiamo a vedere un attimo solo perché se non mi sbaglio c'erano metalli. Sì. Allora. No, invece quello, guarda che le acciughe sulla pizza sono buone, Via. Sono buone, non so con gli asparagi, forse no, ma con le acciughe è buona. Una marinata con le acciughe è buonissima.
Scusate ragazzi, alternatevi voi in cucina. Fa schiuma ma non è sapone. La borra. Sì. La borra. Via. Allora, 70 minerali siamo riusciti a prenderli. Dormitorio siamo a posto, qui ci manca questo, ci mancano trovare i minerali. Allora, potremmo fare, so che le ricerche impiegheranno tempo, iniziamo a fare il laboratorio, vediamo di sbloccare lo scienziato, tra il tempo che lui cresce e ci riesce domani mattina, se lo facciamo adesso, gli facciamo portare avanti qualche progetto di ricerca, così lui si fa le sue belle ricerchine lì e noi continuiamo a potenziarci. Non male. Il latte è simile alla borra, però ha, penso, un altro sapore, credo. Allora, laboratorio di ricerca. Il latte in teoria non è che fa schiuma naturalmente, devi schiumarlo tu il latte. Mettiamo qua. La birra fa schiuma ma non è sapone. Allora, il laboratorio di Dexter è il più grande della città. Se lo sbatti fa la schiuma e non è sapone. Se sbatti forte il latte si schiuma. Ah, li possiamo fare anche noi. Io ragazzi non lo posso bere perché sono intollerante al lattosio. Quindi non è. Ok, quindi abbiamo tutte queste belle passivette e cose varie da C'è da fare lo zio, Questo gioco tante cose, Gianmarco. Va bene, va bene. Ti è sboccato già? Perché ti è sboccato così? Aspetta un attimo, già ci facciamo questo. Quanti punti abbiamo? No, ci vuole già mai il tempo. Si sbloccano solo col tempo. Il tempo in cui devi lavorarci sopra. Ok. Quindi no, facciamo così. Facciamo partire lo scienziato perché fa le ricerche più velocemente. Noi il tempo che riusciamo a prendere i minerali gli facciamo fare tutti gli upgrade per quanto possibile. E dovrebbe farci fare un altro personaggio, se ho visto bene. E spazi quantici 2 di 3. Signor scienziato. E quindi ce li abbiamo. Via. Mi raccomando, niente parolacce, Gianmarco. Perché abbiamo riscattato niente parolacce? Sì. Quindi ragazzi, buon garbo, buona educazione. No, è Gianmarco, fallisce subito così. Non ho detto niente. Fallisce proprio immediatamente. Non ho detto nulla. Un po' di family friendly non fa male a nessuno. Quando poi accade troppo, sta facendo danni un pochino ovunque. Non ho detto niente. No, io l'ho detto tranquillamente. Allora, lui è la versione figa. Thomas Zane. Lì che mi ricorda Kojima, non so per no, è perché settimana prossima c'è Dead Stranding, allora ogni cosa per me è così. Senti, fammi Lodo. vai. Ha infettato pure lui. Ciao Gabri, buonasera. Buonasera. Che cosa è successo? Scienziato, la mamma era ancora in vita. Ah no, Lena forse è la ragazza che lui ha salvato altro. Lui grande scienziato e ha ignorato la ragazza l'ha mollata. 1, 2. Lui continua a lavorare. Ok, è diventato uno scienziato proprio con i controcoglioni. Lui e Lena si sono rivisti dopo tanti anni. Ah, è la ragazza che abbiamo parlato ieri. Ok, aspetta. Ecco la backstory e come l'abbiamo conosciuta. Aspetta. Questo per come si sarebbe comportata. Va bene. Forse non viene utilizzata correttamente. Hai sentito voci che Alicorp manda praticamente chiunque in queste missioni Dolly. Secondo me tutto sto fatto. Già, ma siamo anche noi degli altri. Noi, quello che noi stiamo muovendo non è quello originale. L'originale è il proprietario dell'azienda, lo zio. Sì. Il capo dell'azienda siamo noi. Noi non ci siamo fermati ad osservare una cosa e non lo possiamo fare più. Sai quale sarebbe stata la prova? Ma scommetto che non si sarebbe visto per bene. Noi le capsule degli altri membri dell'equipaggio
non è che siamo andati a vedere la faccia del capitano o chi c'era dentro, se ci rifletti. Non mi ricordo se si vedeva però da fuori. Devo essere onesto. Gioco, tu stai iniziando a puzzare. È il progetto dopo. Noi siamo anche noi dei cloni. We're clones! We fight? We win! Allora, tu stai facendo. A questo punto andiamo a dormire. Domani mattina facciamo anche la ricerca. Le facciamo fare tutte belle, carine. Noi riusciamo a prenderci minerali. Va. E mo dobbiamo esplorare pure tutta la zona sopra. Il sole è lontano. Il problema è che il sole si avvicina, quindi dobbiamo trovare pure una via d'uscita. Per ridurre la tua esposizione alle radiazioni puoi attivare la barriera antiradiazioni dalla base nel modulo macchine. La barriera consuma filtri antiradiazioni che possono essere prodotti dall'officina. Ah, aspetta un attimo, aspetta. C'è bisogno dell'infermeria. Filtro attivo. Ok, filtro attivato. Uno dei tuoi alters ha subito ustioni da radiazioni, il che compromette la sua capacità di lavorare. Puoi controllare lo stato di salute dei tuoi alters nella scheda alters. Gli alters guariscono più velocemente se riposano nell'infermeria. Allora, anche il tecnico. Però con il filtro mo piano piano noi guariamo. Quindi dobbiamo avviare una scorta di produzione di massa di filtri per recuperarci. Ok. E tocca fare anche il Gioco, meglio. già stai iniziando a dire aspetta, questo è il tuo sedere, aspetta, sto Apro. prendendo le misure. Poi Apro. dopo entro in azione. Va bene, va bene. Ma pensa che se fa così noi lo molliamo? Non hai capito. Vabbè. La ricerca è difficile e richiede una formazione adeguata. Hai bisogno di uno scienziato per poter utilizzare il laboratorio di ricerca. Aspetta un attimo. È pronto forse. Aspetta un attimo. Cultura media. Fatto. Ok ragazzi, altro traumatizzato in arrivo. Allora il gioco adesso deve farci fare soltanto una cosa. Non farli selezionare uno alla volta, ma metterli in codi in base alle nostre preferenze e poterne mettere più di uno. Ne andiamo ad esplorare e ci potenziamo senza fare tempo. Ehi. Hey, how are you feeling? Well, I'll be damned. Lui capisce meglio. Lui sì, Lui capisce con lui meglio. penso possiamo parlare proprio tranquillamente. Se non ci capisce lui. Okay. Surprisingly, okay. Especially Forse lui considering potrebbe you're essere più overseas. facile, ragazzi. Very clearly. Good. Do you remember your name? Of course. But Questo ho già capito tutto. I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Just tell me, how much did you find? No, questo veramente ha capito tutto. How much rupidium is there? Già sapeva quando sarebbe finita così. Un grande. Anche perché se ci rifletti noi sappiamo degli sprazzi della vita dei nostri cloni, ma nel dettaglio, visto che lui ha lavorato per la società, che ne sappiamo di quello che sa lui che potrebbe essere vero oppure no? Un sacco. Questo sì. Yeah, you bet. There's a lot. Facciamolo contento. Good. That's Eccolo. good. Wait, how did you? Come lo sa? Perché lui è un cazzo di scienziato, bro. Well, isn't it obvious? I wake up seeing someone who looks and sounds like me, which has to mean we share the same DNA. Then there's the glasses. What about Guarda, them? versione scienziato, vorrei avere il tuo livello di consapevolezza e capire le cose in questo modo qua sarebbe fantastico. But completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which can only lead to one conclusion: that my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, Ma è diventato of course, Sherlock, no? you would need to have found rupidium. Besides, I can see no other explanation for a ship Vabbè, inside però. a space base. Ma, Correct me if I'm wrong. Il vero protagonista del gioco è Dolly. Ma... Io andrei sulla seconda. Io cercherei sempre di farli sentire a loro agio Right. comunque.
It's No, ma impressive. lui è tranquillo perché I è did conscio create della you out of realtà, my quindi DNA. sa quello che sta succedendo. We're not effettivamente. identical, of course. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Oggi ha detto che siamo deficienti comunque. Our tutto bodies sto are the same, but our minds are not. I needed a scientist on board. But there's always a scientist on board. So, what went wrong? The old crew is gone. They're all dead. That's why I needed to alter myself into different versions. With the use of the quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. A recalculated mind based on an infinite amount of variables to contain the desired consciousness in a biological vessel. That actually sounds plausible. So, Guarda, ti what do abbiamo you need fatto from un me? bel laboratorio, c'è un bel lettino. Riposati. Riposati, fai un bel Why riposino. don't you rest a little? Get accustomed to the new reality? Tanto gli aggiornamenti stanno là, non si muovono, tu te li devi fare, Not quindi. ready to start immediately? No, che lui è pronto, non se ne frega un cazzo. Well, Ok, in that case, va bene. your situation must be critical considering the lengths you went to. Something tells me there's no Va time to bene, lose. è scienziato. Vabbè. You're right. Why don't you start with going through the mission logs? I need to get the full picture first. My thoughts exactly. Questo ci inculerà il posto. This might work. Vabbè. Scienziato, noi ti Lui è ringraziamo. stato il più facile ad oggi, per Allora. fortuna. Vabbè, per il momento tutto a posto. Allora, vediamo un attimino se si possono mettere in coda o se dobbiamo comunque tornare qua. Ah, Gianmarco, allora. Ne possiamo avere 2 alla volta al massimo. Perfetto. Per il momento. E non si possono annullare. Va bene. Vabbè, batteria più economica comunque ci serve. Estrazione efficiente di metalli ce l'abbiamo. Vabbè. Poi potevamo fare, che non abbiamo visto gli altri, efficienza non metallica, l'estrazione di minerali, rapidium e sostanze organiche più veloce del 15%. Vabbè, lo faremo, lo Continua. faremo. Estrazione efficiente di metalli arricchiti, 15% più veloce. Per la base, macchinario di riciclo, un modulo che produce sostanze organiche ogni giorno. Più persone ci sono nella base, più sostanze organiche vengono prodotte. Postazione di lavoro per lavori di manutenzione, blocca un secondo posto di lavoro nel modulo per le operazioni di manutenzione. Quindi le stanze si fanno gli upgrade. Gioco, piano, Così piano, che se non era venduto... altro e c'è Dolly, ma non c'è niente sotto. Ok. Mm, Forse altri animali che potremmo fare. sì. Una cartuccia per il trapano, usata per fondere le formazioni rocciose. Ah, ci dobbiamo fare le munizioni Solo le per cartucce, riutilizzarlo. sì, ci servono solo i proiettili e non più tutta la struttura, ma io così. E i filtri radiazioni per pulirci un attimino. Allora, il problema, allora ragioniamo un attimo, tanto sono le 8:20, è presto. Qui il filtro è attivo. Noi dobbiamo puntare a farci l'infermeria e curarci in qualche modo. Ora. Allora, iniziamo a vedere un attimo la zona nuova che c'era lì. Spazio per prendere oggetti ce l'abbiamo. Spazio, ultima frontiera. Vai. Troviamo una cosa lontana e ci attiviamo il teletrasporto. Non è Siamo male. a posto. Sì. Allora, noi di qua. Queste noi facciamo di qua- radiazioni sono un problema. Noi mo dobbiamo vedere di guarire un attimino da sta cosa qua. Mi sa che è il prossimo da aspetta, fare aspetta. all'infermeria, Aspetta un attimo che qui. C'è rapidio. Qui c'è gnagna, aspetta. Qui pure mi sta bene. Allora era da qui, lo scanner polifonico. Should I resolve this? Sì, vai scienziato, vai subito. Una nave del training quando va in giro sul pianeta. Sì, un po' lo ricorda. Ok ragazzi.
Dove siete? Ma scusami, questo qua non lo dovevamo fare sulle cose blu, lo zio? No, no, su tutti i giacimenti Va così. bene su tutto così, ok. Ci sono i giacimenti di tutte e tre le allora categorie. solo su quelli blu. Allora, noi qui adesso, questo è normale, ok. Tu quindi sei in alto. Devi essere qua. Devi essere qua. No. Togliamoli tutti. 1, 2 e 3. Allora, ne abbiamo sbloccato anche onda di scansione. Il cerchio va verso di qua. Aspetta. Ecco qua, ok. E c'è una batteria, quella là che abbiamo visto, quindi abbiamo stabilità che possiamo usare 5 volte. Ok. Allora a questo punto dall'avamposto qui e almeno ci abbiamo un pochettino un passaggio rapido e potremmo forse dire al minatore: guarda, vieni ad estrarre un po' di materiale. Ok, allora di qua c'è un'uscita in alto ma è bloccata dalle rocce. No, e non abbiamo le cartucce per me. No, non possiamo andare ancora di qua, quindi dobbiamo continuare a salire. Di qua c'è la morte. Di qua c'è pure un'altra stradina e c'è dell'altro. Ma non sono mappettine così fatte tanto per, già ma sono fatte bene. No, sì. Vabbè. Allora, purtroppo, tra virgolette, è una cosa molto realistica. L'unica cosa è che vedere i pianeti spogli è giusto, perché sono pianeti dove non c'è un... Puttana, bello sto scorcio. Possiamo passarlo. No. Abbiamo laggato pure in live, siamo ancora in live, tutto a posto. Dobbiamo fare un ponte o trovare una strada secondaria. Qualche strutturina mi piacerebbe, non so, qualcosa, perché tutto così è desolante. È giusto. Però lo sapete che fra 6 giorni mi tocca una 12 ore. A me non tocca un cazzo, che Enzo è il fan di Death Stranding. Io no. Cioè, ma io quel giorno sono stato complessato, stesso giorno, manco se si volevano mettere d'accordo insieme. Kojima e Persona 5 Phantom X, ma chi me l'aveva prevista una cosa del genere? Stato fortunato, hai visto? Ma quando? Ma mai nella vita? Ma infatti sì, le temperature, quello mi sa che prima o poi arriveremo tutti in realtà a questo. Allora, qui ce ne sono un paio e va bene. Il pilone da viaggio ti aiuta ad esplorare terreni lontani dalla base. Dopo la costruzione funge da punto di viaggio rapido, ma si connette anche con un normale pilone ad altre strutture. È dotato di una stazione di ricarica per ricaricare l'energia della tua tuta. Come si fa? Ma tu sei davvero fatto alla Death Stranding? Aspetta, c'hai tutte queste cosine qua. Penso che lo dobbiamo costruire già, ma... Il pilone da viaggio? Ah no, il pilone da viaggio, quello che abbiamo fatto prima. Ok. Quindi noi prendiamo Polono. Tu pigli Polono. Monti Polono. Salve, ci scusi, ci ricarica? Frozen? Sì, esce Persona per cellulare nella versione global, quello. Sì. Gilda aperta a tutti, ragazzi, tutti. I frotoli. Allora, dobbiamo capire tu come funziona, o forse ti dobbiamo collegare a qualcosa. La madò. Giacimentino. Vai così. Ok. Rocce che dobbiamo un attimino togliere. Purtroppo. In realtà quello, guarda, il gioco è bellino qua. in sé. Purtroppo non è Persona 6. No. Però sta andando avanti davvero per bene, ogni mese c'è qualcosa di nuovo e a parer mio di concreto da fare.
Giochi sempre a persona ma lo fai sempre in salse diverse, quindi Diciamo ricerca che completato. in più Ok. c'è il fatto che hanno più passive, contano di più le passive Sì, come sì, nei c'è da fare un gacha. pochettino più di strategia e quant'altro, però è che un giorno che davvero vi mettete una mezz'oretta, quarantina di minuti al giorno, vi Sì, divertite ti soltanto. diverti comunque, è simpatico. It's triggering the alert in my suit. I need to Oh, learn dai, more dai, about dai. this thing. Quelle là, quelle sono anomalie. Io qui non dovevo andare No, ancora, dobbiamo andarcene, ce ne dobbiamo Noi ce ne andare. andiamo con calma e parsimonia, Gianmarco. Con Perché calma. un alter per le anomalie non ce l'abbiamo. No, ma io... Va bene, credevo, sa, c'è il primo nemico, una cutscene, ti mette nel mood, poi c'è il nemico. Noi stavamo parlando e girando tranquillamente. Posso sbagliato? No, qui Arrivederci. ci andiamo dopo, qui poi ci veniamo un giorno, chi lo sa, ma non adesso, ma non assolutamente no. Ok, il tecnico si è ripreso. Ok, dobbiamo passare una giornata pure noi là dentro, ma non ce lo possiamo permettere. Rozzi minerali. Sì, prendi tutto, prendi tutto. Allora, Nemo, dobbiamo andarcene. Questo è il passaggio collegato di qua ed è uno shortcut alla fine, però vediamo di sbloccare tutto per quanto possibile. Il giacimento lì è finito. Lo dobbiamo soltanto fare. Il problema è che usare il rampino consuma la batteria. Come cazzo si usa? O stiamo facendo qualcosa? Qui parlava di piloni, quindi se io li metto volo 1. Oggi siamo dei deficienti. Dobbiamo collegarla alla ruota per farlo Sì, funzionare. sì, giustamente, il gioco è fatto in maniera intelligente. Noi prendiamo energia dalla ruota e ci facciamo una stradina che... Cos'è la polverina gioco? magica che cade? È lava chetaminosa, quello. Sì, è lava che ti fa come la Gioco, ma chetamina. allora ci dobbiamo mettere comodi e dobbiamo ragionare a quattro occhi. Sì, Vabbè, sì. non credevo fino a sto punto. Va bene, gioco. Funge bene. Cioè tu mi vuoi mettere proprio nel mood di Dead Stranding. Guarda, mi Death ti annozzo. Stranding non c'hai la tua ruota personale. No, non c'ho la ruota, ma c'è il sottomarino questa volta, quindi quella sarà un attimo da capire. Però la ruota, certe cose. lo dice il suo stile. Noi partiamo da qui con i piloni Sì. e poi i piloni noi ce li possiamo pure direzionare a dove serve. Che ricordiamo non sono i piloni di cemento dove metti mano gli E già, infami. io ma ti faccio ragionare su sta cosa. Le cose che ci abbiamo. È del Noi sono cose veramente utili, sì, non è che sulle alture e quant'altro. No, gioco. Aspetta un attimo. È un mezzo survival senza tutte le rotture dei survival e ottimizzato al meglio. Ah, faccio giocare. Vabbè, diceva sempre il saggio. Sempre. Allora, Che cos'è stato? ho la notifica sul Ah, telefono. Tu quindi stai facendo questa ricerca qui, noi mettiamo anche le altre. A questo punto ottimizziamo un po' e poi ti facciamo fare queste. Allora, siamo andati abbastanza bene. Abbiamo preso un bel po' di cose. Io direi vediamo se troviamo subito. Vogliono 60 minerali. però non ci abbiamo manco ancora l'infermiere, lo zio. Sì, anche questo è il problema. Allora, dice che comunque all'inizio c'hai i farmaci, quindi comunque ti cura. Ma se Col siamo dentro perché c'è infermiere, il filtro attivo, dobbiamo fare soltanto così. Una mossa che definire disperata e dire poco, trova un alter che capisca qualcosa di anomalia. Lo scienziato forse può saperne qualcosa? Salve. Allora, Ma un po' di talk con qualcuno non c'è per fare noi qualcosa? vediamo di farci un giretto prima della buonanotte. Allora, ci conviene fare innanzitutto andare a vedere qui. Allora, questo mo la batteria della tuta la recuperiamo, ci facciamo la stradina con i piloti, tanto dobbiamo puntare verso l'alto. Altre strade non ce le abbiamo. Sbloccato che zit vado a dormire. Va bene, Francesco, Ciao buonanotte. Francesco, buonanotte. È apparso, salute, se ne va. È un personaggio. Lui è l'uomo delle apparizioni. Posta la soglia su infinito, aspetta. 2, 4.
allora facciamo così, facciamo 1 e 2 e ci apriamo altre 2 strade dopo. Bene. A un posto magari ci esce un'altra cosa, lo possiamo fare in un certo modo. No, 1 perché 2? Facciamo già le spese folli. Un momento, un po' alla volta. Relax. Un momento. Batteriamoci la carichiamo. Kit di riparazione, non stiamo subendo dei danni. Allora, ragazzi, se qualcuno viene a fare questo, vai tecnico. Allora, qualcuno che ci parla o qualcuno con cui possiamo parlare? Ok, eccolo qua. Minatore. Hi there. You doing all right? I don't know. All right, I guess, but still trying to find sense in this plot twist. Allora, cioè, ma dobbiamo aggiungere questa cosa alla routine di gioco. Io credevo che gli eventi di dialogo erano tutte scene preimpostate, mettiamola così, invece dobbiamo effettivamente creare un rapporto con queste persone. Sì. Prego, ragazzi. Tutto questo dove vi sta andato il signor Reget? Voci dicono che stava andando forse in bagno, forse. Poi o è caduto nella tazza e non riesce ad uscire e nessuno lo sta aiutando. Speriamo di darvi aggiornamenti a breve. Io forse cercherei di incoraggiarlo, magari, quindi forse ti direi B. Sì, questa te la trasto proprio subito. Great job. È l'unica cosa effettivamente da fare. Perdonate se non ho fatto fare il voto, ma è l'unica cosa per come è messo lui. Ok, allora non trattenerti, il lavoro è la migliore medicina, non esagerare. Allora, sai qual è il fatto? Lui dice che se lavora si distrae, però mi pare brutto dire fra lavora assai. Perché capimi, io sinceramente gli direi non esagerare. Però poi dice se non esagero poi pensa ai demoni. No, cioè fallo, ma non tanti, il giusto. Vogliamo tenerci, non uccidere. Cerchiamo di tenerci buoni in tutto e per tutto. Invece di dare il 110, che pure dai il 90, però il 10 ti riposi, un braccio fai il 10. Dai, non esagerare allora, dai. Just don't push yourself. You don't need to prove anything. Really? That's hard when everybody perfetto, allora a lui apprezza molto il supporto così. Ma lui è come noi, cioè siamo noi, è buono. Solo che ha avuto un attimino una vita difficile. Ok, qua forse è più personale. Io andrei proprio a dire, fra, tu non sei un fallito, che fallito è anche inutile. Vuol dire che proprio sei stato sfortunato, mentre eri al lavoro, caduto tutto, hai perso un braccio, cioè non è che tu quella mattina ti sei svegliato, mo vado al lavoro e perdo un braccio, quindi non è una cosa che purtroppo hai scelto. Io sì, andrei con la B. You're not a loser. You were just troppo fortuna e sfortuna non le possiamo controllare, ci possiamo fare niente. Ok, no, questa non gli è piaciuta. Ok, no, però dai, hai recuperato un po', abbiamo fatto comunque 2 o 3 buone. Io direi la B. Io invece forse direi A. Oddio, magari sarebbe più terapeutico, guarda, a fargli capire. Sono ricordi veri, però effettivamente non l'hai subito effettivamente. Io forse la A non lo so. Mi sentirei di dare la A. E Asia. You're a new person. Your past doesn't exist. Non ti arrabbiare. Ok. That sounds. Ok, lui di base vuole dimenticare il passato. L'aveva detto prima, non mi hai cancellato i ricordi. Ok. No. Con calma, bro, tanto sei pure in compagnia. A posto. Ecco qua. Minatore, salve. Cibo noi non possiamo fare giustamente. Andiamo a parlare con tutti quanti, così a questo punto aumentiamo un po' tutti. Abbiamo 24 di pappa, quindi tutti possono mangiare tranquillamente. Allora, questo è il nostro migliore amico. Ed è qui. Ratama. Signor tecnico. Come stai?
Allora, costruire è il vero, la dormitorio, quest. Built that le dormitory dobbiamo last trattare week. come queste e consegnarle, effettivamente. Hallelujah. I hope you sleep well tonight. I'll sleep like a full-fledged member of an advanced civilization. Quindi Sweet dreams bene. then. Ok. Fatto You male? heard. What happened? Are you blind? I got too much radiation exposure. Vabbè, però poi sei guarito, ci ha detto il gioco. Sì. La prima magari. Ci proteggeremo meglio. Magari gli viene in mente qualcosa per ottimizzare il tutto. Yeah. Make it our top priority, all right? Ok, Now, ok. just remember to keep the radiation Ok, barrier l'abbiamo down, fatto, okay? quindi tutto a posto. Abbiamo anticipato la Quindi li cosa. dobbiamo- ma pure per noi, pure per noi. Il Anche problema è te, che noi stiamo tutto il tempo sì. fuori. No, la news non sta scendendo proprio. Sì, lo dobbiamo di tutti. I went beyond the rocks. E poi in tutto questo dobbiamo trovare il modo effettivamente per andare. Alla fine lui comunque è il nostro vice, oggettivamente, è il primo che fa di I'll questo. be with you. There's no way around it. Holy shit. What now? Dobbiamo Allora. esplorare meglio la zona e vedere se troviamo qualcosa. Potremmo provare a No, scendere, Lozzi, non abbiamo una 500 piccolina, modello piccolo che tu dici fai un paio di manovre. Ruota grande, problemi grandi, fiume di lava grande. Però Uff, c'è game il over. fatto che lui apprezza le risposte concrete e non le generalità. Dire, troviamo un modo per farlo. Dobbiamo- Non lo so. Non lo so. Ce la dobbiamo fare. Vai tu allora. I guess we need to get across somehow. Any ideas up your smart-ass sleeve? So now I'm smart, huh? Ok, no, si è gasato. Still, Perfetto. Perché even tu sei I might tecnico. not be enough. But a smarter version of us? Dottore, Abbiamo, cioè, lo scienziato. abbiamo lo scienziato. Abbiamo il super cervellone super più. Look for a solution in that research lab you Già Già c'è, fatto. già c'è. Okay, let's give it a go. Baggare. A posto. Ok. Queste completatevi Meno da male. sole a sto punto. Ricerca una soluzione che aiuti ad attraversare la colata lavica. Allora, obiettivi. Dobbiamo trovare sempre quello degli strani fenomeni. E dobbiamo ricercare la Vanno a soluzione. parlare con lo scienziato che è l'ultimo che c'è rimasto. Allora, lo scienziato la cucina è qui. Scienziato. No, sono... No ragazzi, niente paura, calmi. Stiamo svoltando. Piano piano stiamo capendo come ce ne dobbiamo I andare. found Non something ti faccio- peculiar on the planet. What exactly was peculiar about it? Everything. It was like a Ah no, local ok, ci distortion fa of lui lo reality, discorso anche sull'anomalia. and it seemed to be emitting strong radiation. Yes. We could have expected to come across something like that sooner or later. Lui sa according to sa reports from qualcosa, previous Gianmarco. missions. Unidentified sources of radiation, unexplained electromagnetic field anomalies, distortions of Della matter, gravità space, pure. or even gravity. What are they? According to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interral. Che cos'è? The what? Un altro problema? Interval. Un'altra In risorsa very da simple prendere? terms, it's No. a non-coincidental una sovrapposizione di superposition of universi. potential Bello. universes. We don't know exactly why it occurs, but Ma observations noi dobbiamo prove sempre that capire di certain base sta not yet tecnologia specified che ci conditions fa two fare i or nostri more cloni. parallel Come landscapes funziona? can coexist within a common quantum field, creating a so-called proximity plane. Più andiamo avanti nel gioco ci troviamo altre ruote. Proprio perché non siamo i primi, già ma. In questo caso forse ti direi Alozi. Quello tu che diresti? Pierluigi pure, tutti voi che ci siete. Questo è duretto. Che la seconda mi sembra troppo da dire, bro, che cazzo stai dicendo? Lui è più intelligente di noi, quindi non ha senso dargli conto. Meglio che sia alla larga, è troppo a dire evitiamo totalmente la cosa. Non è una cosa che uno scienziato vorrebbe. Poi Regan, Oh, buonanotte. buonanotte Reagan. Tu Reagan è riapparso, è lavato il culo. Buonanotte. Suca Reagan. Anche a lui, mo. E che cazzo. Stasera non d'affetto e di pace. Stasera non a quello, ma a Reagan. Sì. No, meglio che sia alla larga. No, che noi dobbiamo passare quella zona. Quello pure ha detto la prima. No, ci dobbiamo andare con la prima. Yeah, it felt like something was materializing from out of nowhere right in front of my eyes.
Let's keep our heads cool. It's just a theory. No one's ever proved it right. If, and I stress if, Professor Frankov's intuition is right, then the distortion you have encountered could have been a puncture point. The spot where the proximity plane intersects with our observed universe, subverting its physical balance and distorting the rules of Newtonian mechanics. We need to learn more about these peculiarities. Inform me at once if you come across another one. Va benissimo. Allora. Peraltro mi ha pure dato discorso. Lo scienziato? Scienziato? No, dove ci vai? serve l'altro. Dove vai? No, Vai forse a non letto? subito con lui. No, sta andando a dormire. Aspetta, andiamo a vedere come vanno a dormire. In realtà stanno a fare i cazzi loro. Vabbè. Devo andare nel laboratorio a parlargli. Allora, sì, che difatti è nel laboratorio. Ok, adesso si è risbloccato. So, how are you? Ok, no, aggiornamento. Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. Vabbè, There's però, dai. always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. Ok, puoi dirmi come farli funzionare meglio? Cioè, proprio diretto? Yeah, I know. I wasn't trained to command a mission. But Ma sempre con now that l'educazione, you're siamo, here, alla fine siamo with your tra virgolette la experience, stessa I'd Se persona. ci love dai to una pick your mano brain. sopravviviamo tutti Do meglio. you Ciao, think proviamo you could tutti. mentor me? Good thinking. First of all, you need to set long-term goals and draw up a roadmap for each of them. Remember to include Okay. all unpredictable variables in the equation. That way you can have questo però contingency forse- plans at the Adesso ready già for ci each stiamo instance. agendo un pochettino Alright, così, alright, ci stiamo già slow down. muovendo in quella direzione. Prioritize resources. No, Do not waste time on idle conversations with the crew. Così poi non Hide si the diverte bills. però. Don't be cheap on coffee. That's slow enough for you? il team building Sì, è importante. Hey, you've just crossed out every team building exercise on my list. The people are Se andiamo there tutti for the bene e mission. troviamo All the way l'alcol, around. ragazzi, stasera facciamo la festa. No, Truth lui is- non è d'accordo. No, I lui wish we could è make use of the tech I schematico worked on for all these imaginary years. e ce l'ha dimostrata la sua It'll storia. make things so much easier. Tanto lavora e non ha pensato alle altre persone, ai sentimenti. Allora, di cosa trattava la ricerca? So what Aspettate exactly una was your domanda. research about? Nanotech in space exploration. We went from a humble startup to making headlines in a few months. Taking our solutions to the front line was my dream come true. The data we could bring back. La prima, Sì. lui si casa? Sì. You had big plans for it. Well, No, No, oddio, sì. meno ribellione, quindi si è tranquillizzato un pochino in generale. Quindi ci potrebbe stare anche un pochino più a sentire. Allora, capisco come ti senti. yeah. I understand how lousy that must feel. Honestly, I don't think you do. But I hope we're not going to sit around crying Vabbè. about it. There's work to be done, here and now. That's true. Well, let's get to it then. No, allora lui è straightforward, lui vuole lavorare. Allora, vediamo qui se si è sbloccato qualche altra cosa. Qui è arrivato al 30, però aspetta, c'è altro. Uno vorrebbe votare, ma dopo 3 decimi secondo Attraversamento del flusso di lava. Cerca un modo per portare la base sull'altra sponda del fiume di lava. Allora, quindi una volta che ci finisce questo, noi gli facciamo fare subito questo qua per i metalli Sì. e ci attiviamo subito questo qua. No, per noi cerchiamo di andare un po' più piano nelle cose un po' più importanti, diciamo, questi dialoghi un po' più secondari ce li facciamo più veloci, perché se facciamo tutte le scelte con la No, votazione il di gioco tutti, non lo finiamo più. siamo 5 e ci Noi mettiamo credevamo comunque 10 questo gioco era piccino picciò, ma neanche per nei miei sogni più proibiti pensavo fino a sto punto qua. Salve, Chi cazzo è? presidente? Jan Dolsky, Mi sa che è lui. finally. Sì, lui è To presidente. meet you. È presidente. Yeah, sure. You that big fish Lucas was mumbling about?
Terrence Maxwell. But yes, I am both his and your superior at mining operations. First of all, my heartfelt condolences. Losing the whole crew must have been hard on you. Allora, Io andrei freddo qua. Parlando di giochi descrittivi, sapete quanto mi piace? Mi hanno regalato Suzerain, non lo conosco. quello di cui parlammo l'altro giorno. Bello, è un bel regalo, dato che sei anche un fan. Io andrei con la prima, lo zio. Sì, perché effettivamente Io non mi fido di sta gente, lo zio. No, ma poi non li abbiamo visti, la cosa che ci stavamo dicendo prima. Cioè... Not really. I barely knew them. Well, we are all grief-stricken down Sì, sì. here. But also excited and proud of what you have achieved. I hope you Ecco grasp qua. the significance of your discovery. So, do people know I found Rapidium? We're keeping the news within a very limited circle. It's only wise for the time being. Questa è la supercazzo. Questa è la supercazzola. Sì, forse anche io andrei sulla seconda. Sì. Limited circle, huh? Bullshit. The public has a right to know about such things. I like your passion, Jan. You're an honest man. But you're under enough pressure already. We don't need the media to go berserk or the stock market to overreact. We don't need Solamente lui pensa al chaos down soldino. here, while all our efforts should Giustamente. concentrate on supporting you up there. Your task is difficult enough, and failure is not an option. That's why you had me create my altars? You'd rather let me lose my mind than lose the Rapidium? Ma questa cosa già c'era chiara dal primo contatto. Vabbè, a But lui we were meno. saving both. Rapidium Vedi, and you, Jan. il No, Rapidium prima noi. e te. Allora. Senti, io glielo direi proprio bello in faccia. Non credo di essere importante per lei. Pure io starei. E se sei su quella strada, stai sbagliando. Stai un attimino sbagliando. Quindi, visto che il presidente lui sta parlando onestamente, sinceramente, cioè ce lo sta dicendo, addolcendocelo, facciamogli capire che, sinceramente, guarda, 3. per forza. I think you're bullshitting me. What if I hadn't found Rapidium? You'd never go to such lengths to save me, would you? What if? People like to use that phrase a lot, don't they? Well, you can actually learn the answer to that question. Una merda. Many would envy you. Let's just get one thing straight, Maxwell. I know you expect things of me, but I'm no hero. Ah, heroism. Aspetta. No, dopo, grazie. Are you Merenda familiar del with the works palestrato of Voi Albert fate Camus? veramente. Ah, ok. Detto veramente. Ok. Albert Camus. Guarda, proprio sincero, Albert chi? Che non tu sai chi Non è? conosco, non mi ricordo. Per Luigi o qualcuno in chat sapete chi è Albert Camus? Non ce l'ho presente in questo momento. Planescape Tournament. Ok, Pierluigi, dici tu Ci chi è sai allora. spiegare chi è? Detto gioco con i topi, esisteva un gioco con i topi che si chiamava Albert Camus. C'è anche Planescape, già ma... Sarà qualche esperimento che ho pure visto e non l'ho associato alla giusta persona. Mi sbaglio, in un telefilm forse, dove c'era una trappola con i topi, un gioco con i topi, un esperimento con i topi, e si parlava di sto scienziato importante. Albert Einstein. No, quello è un altro. Ho sbagliato. Sono manco cugini che hanno il cognome, niente, già ma no. No, poi si chiamano Albert. Ho capito.
È stato uno scrittore, filosofo, giornalista e tante altre cose francesi. Ok. Beh, diciamo certo allora. Ok, Ciuba. Of course. certo. Then we will Ce l'ha detto understand Pierluigi, each other giusto? well. Camus believed heroism was easy, accessible. For him, it was living a normal man's life that was a true challenge. Being decent. Doing the right thing. You are the first person to prove that we can actually excavate rupidium in quantities that can really make a difference. A dream the biggest corporations have been chasing for over a decade now. E ci siamo noi qua. Ok. You say you're not a hero? Well, maybe I don't need you to be one. Maybe you should just carry on being a decent man, Jan Dulski. Allora. B. Sta tentando di fare il perculo. Questa è... Non per fare un eroe, ma ci vuole una vita a fare un bravo uomo. Ok. Non male, grazie. Ok, dai, trastiamo Pierluigi allora, dai, andiamo con la prima. Ok. That doesn't sound so bad. Per la serie ci siamo capiti. Of course, I would lie to you if I said your work is done. Ovvio, tanto non ci Siamo ancora salverete. qua, che You've lavoro è probably finito? noticed how different rupidium looks in reality than on the training materials they showed you. Why is that? It changes form constantly. Its chemical structure is so volatile that it is almost impossible to capture two particles in the same state. A fleeting substance. Spectacular. But also very unstable. La prima. Ah, no, aspetta, la seconda è una domanda, gliela possiamo Ah, fare vai, a vai. gratis. How it works then? Tranquillamente. Not enough tests were run to explain that. The only sample ever found in space was researched inside a mobile base like your own, but it never made it back to Earth. It lasted long enough to demonstrate its amazing qualities, only to disintegrate somewhere between the Copernicus and the Hyades cluster. So, you're afraid the rupidium I found might not withstand the journey? I know it won't. That's why we came up with a special container for it. An Ark. You mean like a box? Ok. A hermetic module dedicated specifically to Okay. storing and transporting rupidium. We have blueprints for it. Lucas should send the necessary data over to you by the time we finish talking. Constructing a rupidium Ark should be your primary focus now. Allora. Ammettiamo che lui è attaccato al soldo e questa cosa l'abbiamo capita. Lui vuole questo. Il problema è che metti che davvero il Rapidium è importante per la terra di questa storia e se noi portiamo quest'arca salviamo un sacco di persone. Zio, ma sembra in mano a sta gente, va prima. Intanto lo prendiamo noi e abbiamo il modo di trasportarlo perché ce l'ha detto, senza quest'arca non arriva sulla terra e lui ci ha dato i progetti, ma niente vieta che possiamo trovare il modo poi di non darlo a lui. Scegliete voi allora. Sounds like a big task. I should get to it straight away. It is a big task, Jan, but it's worth every effort. I hope you realize the gravity of the moment. I thought you said you didn't want to put pressure on me. You're right. Lucas said you had questions. Tutto. Is there anything you'd like to ask? Ma tanto Veramente. mentirai. Allora, la Branching ramificazione. procedure. There's a story there. Tell me. It is something that has been tested long ago within Ally Corp, but for completely different reasons and, as you can imagine, in a much more rudimentary fashion. Altering mind records? For whom? I'm sorry, Jan. It's highly classified and I already told you too much. I think you deserve answers, but regarding this matter, like I said, things were tested just for a while. Not much came of it.
Now, I'd love to keep on chatting, but I really will need to be ending Ci this sono le call altre. soon. Infatti non puoi scappare, Do you have bro. any more questions? Aspetta. Gli What will altri. happen to my altars when we Ecco. get back? Parliamoci I chiaro don't su sta cosa. know. Yeah. Già non andiamo bene. Non andiamo bene. I don't need to Non tell possiamo you this is collaborare. unprecedented. There are no good practices here. Sì, I know sì. one thing. You can trust me and Lucas Questa mo completely. aspetta. Sì. Aspetta un attimo. But if anyone else contacts you, Abbiamo un vecchio it's rapporto d'amore e odio con absolutely i vital you presidenti. don't tell Se them devi contattare anything qualcun about altro, the non parlare existence degli of the alter. altars. What? Chi ci Why? dovrebbe contattare, scusa? You know very well why, Jan. The law has been violated. I thought Lucas said the branching was authorized. You haven't been listening. There are no procedures for this sort of situation. Sono anche illegale. Creare Io- l'alter non è legale, ma voi lo farete, voi At ricchi the end of the chiedete. day, it was your decision to branch yourself. It will be in your best interest to keep that Ecco in qua, mind. qua. when Mo ci hanno considering the buttato tutta la consequences. merda a noi. I don't like the sound of this. We will come back to it later, I'm sure. Right now, I'll have to leave you shortly. Is there anything else? Do you know what happened to my Eh. crew? Lucas showed me the records. I have a theory, but it's more of a Allora hunch. inizia a dire un Don't attimo. have Se any quelli Chi ha evidence to pensato? support it. What is it? Well, I think it might have been the quantum Ah. processing unit that killed them. Il computer. What? But that's... Dato il computer c'ha la testa di un alieno dentro. Sì, andiamo un attimo la stanza Do per you read bene. detective stories, Jan? The culprit always needs to have two things. A motive and a means. Well, it certainly had a means to do it. But why? Ma noi dovevamo arrivare su sto Just a pianeta. hunch. Ma per I'm afraid qualche I won't have much more motivo, time for now, Jan. ma non è casuale che siamo arrivati noi qui sopra. No. I'm good. Rapidium Arc, Jan. That's what you should focus on right now. Your secret is safe with me and Lucas. Once you come back with the remedy for Earth's ailments, nobody will think of punishing you for how you got it. Remember, Effettivamente noi non vogliamo fare gli eroi, ma arriviamo dallo spazio con now I l'arca really have to dell'alleanza. go, but it was a Ragazzi, pleasure talking to you, and we will talk more, I promise. Until then. allora, costruisci l'arca. Costa un sacco di risorse, ma non abbiamo scelto. Poi abbiamo bisogno di arche, no di arca. Allora, andiamo a vedere. Questo tipo mi convince poco, sì, anche a noi. In alcuni Pierluigi. momenti è stato sincero, però percezioni di merda. Puttana. 30 minerali, 120 di rapidium a botta. Tanto ci abbiamo mo la miniera là. Sì, no, questo sì, però puttana. Allora, andiamo adesso, dobbiamo andare soltanto a dormire. Tu qui c'è qualcosa che eventualmente sto facendo l'avamposto, ci hai fatto i 2 colpi qui. No. Qui niente. Stanze. Allora, già, ma a questo punto per viaggiare un attimino meglio. Facciamo un'altra zona giù. Devo pure l'ascensore magari serve. Ok. Meno così ci abbiamo un attimino qualche altra cosa. Ci sono costi di viaggio e tutto. Ecco. Sto facendo caso adesso a questa cosa. Dobbiamo calcolare anche il peso della gioco. Gioco, guarda quante cose c'ha. Tarantella. Allora, Gianmarco, noi ragioniamo con calma e ne usciamo vittoriosi. Un po' male il culo. Forse. Anomalie ancora no. Allora, Gianmarco, il gioco si fa più impegnativo del previsto.
siamo usciti da 2-3 mesi di Keep Driving e abbiamo fatto questo, quindi siamo allenati. Allora tutti i giochi che abbiamo fatto precedentemente erano tutti un allenamento per questo, Gianmarco. Va bene gioco. Gioco, ci hai provocato? Mo ti giochiamo. E adesso ti protolo. Allora, il sole è lontano e deve stare lontano. Sempre. Allora, ricerca, lui penso inizierà tra un po'. A sto punto ci conviene andare a vedere un attimo gli oggetti. Vediamoci un attimo noi. Oh, tecnico e lo scienziato stanno litigando. Ehi, No. ragazzi, ma siete impazziti? How are you? Man, I'm telling you, we need it. Vogliamo cibo? Ecco, dobbiamo anche fare una scelta. Oh. Ragazzi, votate. Allora, cibo di qualità superiore. Gli alter litigano sulla qualità del cibo che ricevono. Lo scienziato vuole continuare a mangiare la poltiglia, mentre il tecnico chiede regolarmente pasti di alta qualità. Dice lo scienziato, dobbiamo risparmiare risorse, la poltiglia è nutriente e ci tiene in vita. Gli altri devono darsi una mossa e concentrarsi sulla missione. Siamo umani, non animali, dovremmo avere pasti decenti regolarmente, se non quotidianamente. Almeno 2 pasti di qualità nei prossimi 5 giorni. Allora, aspetta, noi in 5 giorni ce la possiamo fare. Si tratterebbe di mettere l'orto e far lavorare qualcuno nell'orto. Si può provare. Perché se noi scegliamo quella a sinistra, non si incazza lui, e lui è calmo con noi. Prima adesso abbiamo fatto pace. Non gli diamo del Vogliamo cibo. dare... È poi una cosa che aiuta tutti. E quando cominci a fare concessioni però non smetti più, dice Pierluigi. Se sono giuste, sì, in 5 giorni ce la dovremmo fare, perché a noi ci serve soltanto prendere i materiali per costruire l'orto. Appesantiamo un pochettino la ruota, anche se il gioco ci ha appena detto non l'appesantire, però noi al momento la dobbiamo un attimino fare. Non vedete in quanti giorni nasce un ortaggio? E ci proviamo. Male che vada, scusa, senti, abbiamo fatto l'orto. Già, mettiti in l'orto, fai le e poi mangiamo il cibo mio. And I'm telling you this is the least important of our Ok, priorities. allora, studiamoci il piano. Facciamo di qua. L'orto, la serra. Lo possiamo già pure fare. A posto. Ecco qua. È diventato talmente pesante che ha grattato il gioco. Allora, mettiamone uno fisso. Che mo ragazzi, a questo punto bene, Minato, visto che fuori non stai uscendo, fai un po' di così, non ti incazzi e poi rompi uno nel laboratorio e uno in officina che al momento è libero. Ok, va bene così. Allora, andiamo a vedere un attimo la serra e cerchiamo di capire come funziona. Quindi era di qua, tutto giù. Possiamo lavorare noi. Giustamente lo dobbiamo attivare, Sì. giustamente. Ne farei un paio subito, vai. Poi metterei una cascia, bella tranquilla. Tanto giustamente usano il Rapidium e esce subito. Abbiamo un'attività opzionale. Allora, obiettivi. È questa qua che stiamo facendo. Loro, diciamo, si tiene anche tutto il registro di quello che fa. Oh, gioco. Cazzarolle, le stai mettendo tutte proprio. Allora, stia bene. Stiamo tutti bene. Sono Ragazzi, contenti voi di avere state una bene? serra, tra l'altro, ultimamente. È Lui bello è avere una contento. Cagato cazzo, però non facciamo modifiche. Poi ho messo la serie. Sono contento. Dillo che ti faceva piacere la serie.
Pezzo di merdon. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare in esplorazione. Le radiazioni sono scese. Sì. Ok. Filtro ancora al 92%, quindi va benissimo così. Non so i filtri quelli paralleli che dopo 5 minuti non funzionano. Allora, noi abbiamo due passaggi da poter sbloccare. Allora, c'era il passaggio di qua e qua, potrebbero esserci dei metalli che sono riusciti. Magari possiamo vedere un attimino di sbloccare qui. Se riusciamo a fare questo siamo a posto, altrimenti dobbiamo sbloccare di qua, è inutile. Di qui ci possiamo arrampicare e possiamo vedere cose, ma noi la cosa importante la dobbiamo fare adesso, ed è questa qua, dobbiamo iniziare a costruirci la strada. Quindi così, pilone. Allora, iniziamo a metterne uno qua, tanto poi ce lo dividiamo e ce ne mettiamo uno di qua e uno di là. Iniziamo a controllare un attimo di qua come la situazione. Ancora un po'. Ma distrarsi un attimo là che possiamo scalare. No, radiazioni. Radiazioni di va. Ah sì, è vero, aspetta. Dobbiamo salire prima di qua. 2, ce li abbiamo. A sto punto lui ci arriva. Ah, aspetta, sì, ma noi prima siamo passati qua e questa è la nostra salvezza, Gianmarco. Aspetta un attimo, Gianmarco. Aspetta un attimo. Verso di qua. Ok, di qua. No, fermo. Aspetta. E di qua. Eccolo qua. Ce l'abbiamo? Yes. A questo punto noi mettiamo lui. In automatico si è collegato perché era nel raggio d'azione. Manda. E il tecnico in automatico viene lui qui adesso a lavorare. Abbiamo metalli a profusione. Mo riusciamo a farci qualcosina di buono. Lui lavora qua. Eccolo. Ok, andè. Allora, prima non l'abbiamo vista. Vabbè, ne stiamo iniziando a capire per bene il gioco. Però questa mo ci mette in una buona posizione. Ah, ecco la stazione di dare. Giustamente gliela dobbiamo alimentare. C'è per il viaggio rapido. Allora, visto che comunque ancora giorno e le risorse le stiamo prendendo. Tanto di qua abbiamo un teletrasporto per tornare indietro. A questo punto andiamo qui. Continuiamo a fare di qua. Magari uccisiamo pure per fare le ultime cose. Vai, pilono, vai pilono. Mi ha foldato. Ci dobbiamo costruire gli altri piloni.
Basta. No, puntina. Ecco qua. The Last Pylon. Ok. Vai tranquillo, vai sereno. Tipo parcheggiatore, vai pianissimo. Vai indietrissimo. Fatto. E non ne abbiamo più? C'hai un altro, c'hai questo. No, no, no. Abbiamo l'altro, quello là speciale. No, neanche questo è che lo dobbiamo costruire. Noi da qui ce li siamo ripresi, forse una volta rotti noi l'avevamo messo qui. Vabbè, già ma ce lo dobbiamo ricostruire. Poi c'è Tonzo. Bentornato. Allora, almeno la strada fino a qui ce l'abbiamo. Prima possiamo vedere. Qui e non c'è un cazzo. C'è proprio manco. Qui intanto ho già preso 30 minerali. Buono. Ehi. Mancatello. Ehi. Ne approfitto un secondo, oggi devo fare la pipì. Sì, tanto controlliamo solo la zona qua. E per oggi ci fermiamo. Qui però lui non sale. Perché qui non sale? E ci sono prima le rocce dall'altro lato. Si va dall'altro lato. Ok, noi dobbiamo passare per forza dove ci sono le bestie di Satana. Che sarebbe la zona dove eravamo prima, no? Quindi qua non possiamo ancora andare. Per finire la giornata al meglio, la cosa che ci conviene fare è questa qua. Ho appena aggiunto la completa struttura dei dialoghi interattivi selezionabili con scelte di picchie. Il problema è che dovrebbe arrivare pure prima, non ce la facciamo. E giustamente per attivare una cosa che questo non si è attivato prima. Allora, qua sempre non possiamo andare perché è bloccato sopra. Questo almeno come teletrasporto no, manco ce lo dai, giustamente. No, aspetta, questo lo teniamo per dopo. Iniziamo a togliere almeno queste qua. C'è da aprire almeno un passaggio di qua. Allora, a questo punto, visto che siamo qua e dovrebbe essere tornato, ok, almeno 20 siamo riusciti a prendere. Allora adesso ce ne torniamo a Casina Bella. Ok. Piano piano dobbiamo crescere e farci le giuste cose, innanzitutto per poterci spostare e salvarci. Ricerca effettuata, ottimo, così riusciamo a mettergli anche la ricerca per passare il ponte, per poter passare la lava. Quindi andiamo di qua e a sinistra. Ok, estrazione dei metalli la facciamo più velocemente. E poi dobbiamo vedere un attimino di potenziarci in queste altre cose. Allora, se noi adesso vediamo la cucina, pasti cotti, ecco qua, ce li andiamo a cucinare noi. A posto, almeno così finiamo per bene e nel modo giusto. Gianmarco, le verdure sono pronte? Perfetto. Pasto cotto cuciniamo noi per tutti. Ecco qua, dovremmo aver Vedo che completato c'erano la delle quest. notizie dal Seppi. Sì, è tornato il Sertons. Non lo sto leggendo le news. Ho statistiche, due oggetti e dialoghi, molto bene.
molto molto bene. Noi aspettiamo proprio Io tranquillamente, sono qui. in tranquillità. Io aspetto. Allora, ehi, mangia il cibo. Noi abbiamo completato la tua quest. Fornisce ogni alter almeno 2 pasti di alta qualità nei prossimi 5 giorni. Non posso. Allora, ragazzuoli belli, per stasera ci abbiamo dato e sto gioco sta continuando a darci No, ci piace. cose Ci piace belle. molto. Siamo ancora alla prima zona, abbiamo fatto uno step No. e ne abbiamo soltanto 3. Va benissimo. Mi faccio uscire un gioco meglio Delta con mio amore under Io nel mio cuore Sì. c'è questa cosa, Gianmarco già l'ho pure detta. L'ideuzza che tu, diciamo, possa fare la mandracata, mettiamola così, tirai fuori la nuova perla, ma noi dentro ce la sentiamo. Già sta sappiamo che avremo la perla per cosa. Tu noi. comunque vada, sei arrivato dove nessuno di noi qui appassionati è riuscito davvero ad arrivare. Cioè, lo voglio fare in questo modo qua. Lo fai per farvi divertire. Tu già hai vinto, sei tu. Qualunque come andrà, tu già hai vinto. Tu già sei un vincente. E noi stiamo godendo. In attesa. Quindi tu parti da sta cosa qua, tu butta dentro tutto Sì. e noi ci giochiamo. E noi godiamo. Facciamo tornare i videogiochi ad essere fatti per il piacere di farli e per far divertire gli altri partendo da delle buone idee. Aiutiamoli a casa loro. No, quello era... No, quella è un'altra cosa. Un'altra Quella è persona. Sì, Quella è un'altra sì. cosa. Un'altra persona. Le mie idee non vi... Se tu evolvi le tue idee, mettiti nella condizione di dire magari forse sta cosa la posso fare seguendo un percorso però, diverso. ma ne sono uscite molte altre. Ok. Ma molto meglio per noi. Vabbè. Se tu, come diciamo a Napoli, ma per 100 anni vai così. Sempre, 100 anni tutta salute. Esatto, bravo per lui. Devi essere esatto. contento e soddisfatto di quello che stai facendo, ti devi divertire nel Cioè, farlo. facciamoli vedere sti cazzo di videogiochi perché vengono fatti, non quello che l'hanno fatto diventare. Partiamo da una situazione più pulita. Ce lo godiamo in 50, in 100, in milioni, più ne godranno, meglio è. E allora siamo a posto, se tu noi tu sei il nostro Dove nuovo siamo? Sandfall, tu stai facendo il nuovo Clair Obscuro Gianmarco, quest'anno. settimana prossima si vede qualcosa. Va Si benissimo. prova un'alfa Va benissimo. esclusiva. Quindi Ce l'abbiamo solo noi. settimana prossima c'ho Alters, Dead Stranding 2, il gioco di Settozzo, Persona 5 Phantom X. Qualche altra cosa che mi sembra uscire, ma settimana prossima La roba c'è da fare. va benissimo. Ma è Natale per caso? Non No, lo so. sono ancora, però. Ragazzoli belli, allora noi pieni di speranze e di gioia, Nessun tipo di arte. Scusa, Soggio, a noi va bene tutto, Cetti. Settone, modello persona, tutti gli oggetti, tutto quello che Non ti preoccupare. trovi, tu prendi. Noi tutto quello che tu ci dai, noi prendiamo e diciamo grazie Settone, ti vogliamo Grazie. Esatto. bene. Pure se ci dai un ex dove si carica una mappa, una scena, un evento, uno, che Un finisce con il dialogo. dito medio a me e Gianmarco, noi non ci offendiamo, noi ringraziamo, Sì. siamo contenti, E ti mandiamo a cagare. Perché ci ha fatti di domenica. quindi vai tranquillo, butta tutto quello che vuoi. Pure nei modi in cui ce lo vuoi far provare, se pure vuoi fare una demo, una sessione un po' particolare per trollarci, per fare qualche prova con altre cose che stai studiando, vai, se tu Noi ti testiamo tutto. Se tu te lo dico pubblicamente e fate la clip di sta cosa, se pure vuoi fare, io ti do l'autorizzazione per me, se pure vuoi fare un giochino che funzioni collegato col numero di telefono o qualunque altra cosa, ti faccio io da tester, lo faccio io, non sto scherzando. Così si becca bene tutti i Qualunque malware. cazzo di cosa vuoi fare, Falla. Però non commettere omicidi o non violare leggi internazionali. Basta. Quindi Genere. osa, se tu osa, Perfetto. basta che non sono virus, per il resto non ci sono problemi. Se E tu le tutta leggi cosa- internazionali. E le leggi internazionali. Quelli stiamo attenti. Esattamente. No, c'è una fine dei Marò. Casino dopo. No, è un bordello. Poi arrestano Assetti, No, lo chiudono sì, poi non una esce il prigione in gioco. India e arrivederci e grazie. Sono le striscioni frisetti È for un the casino, game, for no? the win, for the world, e così Casino sarebbe dopo. un problema dopo.
Ragazzuoli belli, buonanotte Grazie a tutti. grazie a tutti ragazzi, a domani. Buonanotte.ありがとう。笑顔で終わろうこの時間。明日もまた会えるよ期待して。チャットの波に上手笑いこお茶目な言葉が飛び交うよ。一緒に笑いを夜肌終わらない。みんなとの向こうのに手を振り良い子でいてねのメッセージ。また明日も元気に会おうね。みんな大好きばばいしよ壊さないでみんなの時間楽しく過ごす約束だよ。笑顔いっぱいいつもありがとう。またここで会おう。早くご無事ね。楽しい時間忘れないでね。明日はもっと笑顔でいてね。優しい気持ち忘れずにね。みんなの声が力になるよ。真面目な話だけどみんなのこと大切だからさ。バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。一緒に作るこのステージ